Questo programma è offerto da Starter Green dal 2000 è la tua squadra del cuore. Hai fretta? Vuoi risolvere i tuoi problemi con Mount Orboso e non solo? Affrettati ad entrare in campo, entra in azione e scegli i prodotti Starter Green. Starter Green, la cura migliore per garden, vivai, aziende agricole, giardinieri, manutentori, manti erbosi e per le piante fiorite da orto e da giardino. Inoltre, Starter Green vi presenta il nostro prodotto top, Starter Tricco K. E ci trovate anche su internet startergreen.it. A1 Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Alca Servizi è specializzato nell'outsourcing qualificato della funzione logistica, nel servizio di facchinaggio, di trasporto, di produzione, ricerca del personale e pulizie civili e industriali. Noi di Alca Servizi offriamo ai nostri clienti gli strumenti per beneficiare di una maggiore flessibilità e una significativa ottimizzazione nella struttura dei costi aziendali. Per maggiori informazioni consulta il sito alcaservizi.com. Alca Servizi, la tua fiducia nelle nostre mani. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbotta il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Ciao, sono il dottor Matteo Lazzarini. Vuoi tornare a sorridere in 24 ore? Con gli impianti a carico immediato, se il caso lo permette, potrai tornare a sorridere in un giorno solo. Vieni a trovarci, ti cureremo con le più moderne tecnologie, la TAC 3D, il microscopio ed il laser per la cura della piorrea, lo scanner intraorale per le impronte senza pasta. E allora, non andare all'estero a curarti, scegli i medici italiani, scegli noi, vieni a trovarci. A San Leo vi aspettano i prodotti esclusivi del territorio, come le carni e i salumi del Grigione, saporiti, particolari e soprattutto sani. I nostri prodotti non sono industriali, ma arrivano direttamente dalle nostre campagne. I nostri grigioni sono seguiti secondo gli standard biologici, curati con metodi naturali e alimentati con cereali prodotti in azienda, in modo da rendere i prodotti unici e indimenticabili. Di qualità superiore, come i nostri prosciutti etichettati con numero progressivo stampato a fuoco. Il Grigione, perché il Grigione è una scoperta dell'antico. Con noi più sapori sulla tavola. Parola di Giuseppe Gabrielli. IGF Forni Italia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari, forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarni, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria.
Siamo in località Pianacci a Pietracuta di Salleo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 3453. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto. Buonasera e benvenuti alla 30ª puntata in stagione di calcio di rigore, una puntata ricchissima di tematiche da affrontare come sempre dalla Serie D fino ad arrivare alla prima categoria, con una piccola finestra dedicata alla promozione marchigiana. Questa sera anche con un ospite particolare, lo andremo a conoscere, Stefano Maggi, un opinionista, vive ad Urbania e ci illustrerà soprattutto sul campionato di promozione marchigiana che noi seguiamo da vicino grazie anche alla squadra del Gabice Gradara Calcio. Poi ci concentreremo sulla Serie D, nella fattispecie girone D e girone F, spostandoci nell'eccellenza romagnola girone B, promozione Romagna girone D, prima categoria girone H e per l'appunto promozione marchigiana girone B, dove da vicino seguiremo il Gabice Gradara. Vado a presentare gli ospiti di questa serata, quindi iniziamo subito dal primo opinionista che ritroviamo sempre con piacere. Ormai Giacomo, sono 5 anni che sei con noi, Giacomo Alpini, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Sì, vicino a lui 5 anni. 5 anni sono passati. Sì. Sì, sono contento. Andiamo a salutare un amico che arriva da Bologna, anche se in questo momento è a Bologna, non è a Rimini, più o meno, siamo in quella zona lì. Dai Mirko, buonasera Mirko Mariotti. Ciao Mirko. Buonasera a tutti. Lo ritroviamo dopo la puntata di lunedì scoppiettante di Sport Up, il programma dedicato al Rimini Calcio, il giornalista e collega del Resto del Carlino, Roberto Dalti. Ciao Roberto. Ciao a tutti, ciao. E infine, per ultimo, con lo sfondo dietro gagliardetto del Vicenza, il nostro opinionista e giornalista Alessandro Marzocchi. Ciao Ale. Ciao, buonasera, ciao. Ebbene, allora, io direi subito di entrare un po' nelle tematiche di questa serata e inizierei proprio da te, Mirko, che hai avuto l'onore lunedì di avere da vicino il presidente Sibiglia, perché si è lasciato andare, incalzato ultimamente anche da voi colleghi, ad alcune riflessioni e anche rivelazioni future, dove voi siete stati molto bravi, tu nella precisione anche sull'articolo che hai scritto su Romagna Sport, nel descrivere quali scenari futuri ci potrebbero essere. Allora, cerchiamo di chiarire meglio la situazione anche con gli addetti ai lavori che ci stanno seguendo in questo momento. Salutiamo tutti e ricordiamo anche, scusami Mirko, con la regia di Matteo Zampini, che fra poco faremo entrare per alcuni minuti, che potete iscrivere proprio nel box video sottostante alla nostra diretta. Quindi i vostri messaggi saranno mandati in onda mentre appunto parlano i nostri opinionisti. Mirko, ti rivolgo a te la domanda per darci maggiori delucidazioni e anche qualche scenario in più. Vai. Ma diciamo che l'intervista è stata molto lunga. Lui insomma ha dimostrato di essere comunque un ottimo politico, perché diciamo che soprattutto all'inizio ha svicolato molto un po' sulle domande, però alla fine comunque parlando tanto qualcosa poi ha detto. Diciamo che ha accennato qualche scenario che potrà avvenire. Diciamo che lui intanto sta iniziando a alimentare un po' più di pessimismo sul fatto che si possa riprendere a giocare, ma questo penso che sia anche inevitabile col discorso legato anche al protocollo sanitario. Tra l'altro notizia di ieri che insomma anche la Lega Pro, visto il protocollo, hanno detto no, non riusciamo a gestirlo e quindi non saremo nelle condizioni comunque di ripartire. Diciamo che lui ha anche detto anche una cosa molto importante, ha mandato un messaggio. Dato che è sempre stato stata criticata la Lega Nazionale Dilettanti sul discorso legato a una sospensione immediata dei campionati, perché ovviamente, e ci sta, perché ci sono delle zone d'Italia colpite seriamente dall'emergenza coronavirus, però giustamente lui ha detto, se mi fossi estraniato dalla lotta, come direbbe qualcuno, a marzo ma anche ad aprile, non avrei avuto la possibilità di sedermi al tavolo con tutti, soprattutto anche col governo, non solo quello istituzionale ma anche quello calcistico, per discutere intanto del futuro del calcio italiano, che comprende soprattutto il calcio dilettantistico, che comprende il 98% delle società italiane, ma anche per un discorso economico, perché se tu lasci praticamente la partita, te ne freghi, quindi esci praticamente dal discorso gestionale calcio, tu praticamente
dai alla morte e metti alla gogna praticamente tutte le società calcistiche. No, su tutte no, però hai rischiato veramente di mettere in difficoltà a livello economico non il 30% delle società che si poteva immaginare anche secondo qualche calcolo, ma forse anche il 70%. Quindi diciamo che adesso si sta provando a cercare comunque dei contributi da parte del governo, sia istituzionale ma anche quello calcistico. È ovvio che il discorso economico è fondamentale vista la situazione. C'è anche da dire una cosa, c'è anche da dire che il punto interrogativo, il punto di domanda vera è che quando arriveranno questi contributi, perché esatto. per chiudere un campionato, io capisco le società che chiedono una chiusura immediata dei campionati. Oggi tra l'altro ho visto anche delle dichiarazioni anche abbastanza crude su questa cosa, però c'è un consiglio federale che deciderà, che teoricamente dovrebbe essere l'8 maggio, ma in realtà da quello che ho visto la Lega Pro si riunirà l'8 maggio. Io temo che il Consiglio federale verrà slittato di un giorno o due, la mia sensazione, e quindi a quel punto lì sicuramente verrà presa una decisione definitiva. Non mi sembra che verrà scelta una strada a livello territoriale, perché da come ho capito tutti dovranno essere coinvolti nella decisione, quindi a chi manca in 5 giornate, a chi manca in 10 giornate. Ci sono delle regioni che vogliono ripartire assolutamente, anche perché contagio, adesso ci sono delle regioni dove il contagio si è, non dico annullato, ma quasi, e quindi sarebbero più pronte anche a ripartire, per cui non è una decisione semplice. Bisogna anche ricordare che dovrà essere anche presa una decisione a livello legale, perché visto quello che sta succedendo in Francia oggi, dove sono state decise promozioni e retrocessioni con già del gran casino col Tolosa che sicuramente ricorrerà per la retrocessione, ma anche in Olanda, dove è stato congelato il campionato con blocco, e anche lì ricorsi contro ricorsi, cioè veramente un casino. Per cui prima di prendere una decisione alla membro di Segugio, scusatemi il termine, io credo che bisogna ragionare bene, devono essere cambiate le norme federali, e poi il punto di domanda è quando si ripartirà, perché adesso insomma qualche voce gira. Diciamo che quella più percorribile, adesso non sappiamo ancora se decideranno promozioni e retrocessioni, da quello che ha fatto intuire Sibiglia l'altra sera, fino all'eccellenza le promozioni probabilmente ci saranno, verranno garantite. Dalla promozione alla terza potrebbero prendere una decisione diversa. La mia sensazione è quella di congelare tutto, però a cascata credo che comunque quelle che vinceranno i campionati, anche se non verranno promosse direttamente, verrà ripescato. E poi prossima stagione, poi chiudo scusate, insomma il pippone, scusate, e probabilmente verranno fatti dei gironi più snelli e verranno aumentati di numero, perché la prossima stagione comunque sarà una stagione transitoria per tutti, e si mormora già di una possibilità, che adesso una voce che gira, ovviamente prendete tutto per beneficio di inventario, di fare 3 gironi, adesso parlo ovviamente a livello regionale, 3 gironi di eccellenza da 12, 6 gironi da 12 in promozione, e in prima probabilmente se non 12, 11, adesso si vedrà, insomma valuteranno, ecco, perché ovviamente non sapendo, dato che comunque inizierai più tardi, la stagione ufficialmente finirà il 2 agosto, quindi la stagione nuova partirà il 3 agosto se non cambiano delle cose, per cui gioco forza e viene tutto spostato in avanti, la stagione partirà verso fine settembre, come di solito quando finisce fine giugno inizia fine agosto. E poi metti caso che succede qualcosa, se dovesse succedere qualcosa, una ricaduta a livello di coronavirus, perlomeno non hai 34 giornate in eccellenza e promozione da gestire, adesso parlo della nostra regione, ma ne avresti 24, anzi 22, che forse è meglio. Poi magari riesci anche a fare playoff, playout fatti bene, però sarà un'annata molto, molto particolare, che prevederà una sicura riforma che riporterà eccellenza e promozione a 16, probabilmente la prima 14. Alessandro, che ti vuole bene, che è sotto di te nella schermata, ti manda un messaggio in regia. Ma sa che di solito questi pipponi ogni tanto glieli mando, quindi anche lui. Poi oggi mi ha mandato un audio di 7 minuti. Quindi.
E io Allora, ho finito di ascoltare Mariotti dopo il primo minuto, dopo non ho più capito niente. No, devi sapere che con Mirko anche la mattina ci sentiamo spesso. Mirko ti manda quei messaggi da Quando 7, vede che c'ho l'audio è terrorizzato. Sì, sono terrorizzato, è vero. Allora, salutiamo un amico di Nuova Fede che ci sta seguendo, Pizzeria del Corso, Daniele Mobilio, un amico di infanzia. Ciao Daniele, grazie mille. Salutiamo anche il collega della redazione di Sport Up, Andrea Barlocco, Matteo che è già in regia, tra poco entrerà anche lui per 2 minuti. Giacomo, fammi una cortesia dalla regia su Facebook, manda il link a Matteo che fra 2 minuti lo faccio entrare per fare un saluto. Allora, Alessandro, arrivo su di te. Hai sentito quello che ha detto Mirko? Io l'ho fatto parlare perché era giusto per i nostri spettatori fare un punto fermo sulle parole di Sibiglia. Era giusto perché bisogna sapere ascoltare, soprattutto le telelavori hanno bisogno di avere delle certezze. Mirko le ha spiegate benissimo con il discorso per l'appunto fatto da Sibiglia nella trasmissione che lui rappresenta. Sei d'accordo sul fatto, come diceva Mirko, che fino all'eccellenza ci potrebbero essere dei verdetti, poi dalla promozione in poi verrebbe congelato un po' il tutto, e quindi come la mettiamo lì? Tu sei più d'accordo sul fatto di poter avere un verdetto, che immagino anche su questo sei d'accordo Mirko, dal campo, oppure sei d'accordo con quello che vuole intraprendere Sibiglia a congelare il tutto? Dalla promozione in più parlo, Certo, ma guarda, è chiaro che avere qualcosa sul campo sarebbe fondamentale. Io credo che sia, come ho già detto settimana scorsa, impossibile tornare a giocare. Credo sia impossibile anche tornare a giocare, secondo me, e qui la sparo forse un po' grossa, prima del 2021 per quanto riguarda il calcio dilettantistico, con le condizioni attuali, i protocolli attuali, parliamo. Poi è chiaro che dalla prossima settimana può cambiare tutto e può essere il contrario di tutto, però credo sinceramente sia veramente molto complicato con i protocolli attuali. È chiaro che bisogna provare a giocare, avere un verdetto sul campo, questo è ovvio. Non si può e quindi proviamo a congelare tutto. Io sono dell'idea che sarebbe giusto congelare. Il problema del congelamento, ne abbiamo parlato con Mirko svariate volte, sono i ricorsi. Il problema è solo e semplicemente quello. È chiaro che se vai a congelare tutto, come poi è successo in Francia oggi, che hanno fermato tutto, è chiaro che le società si lamentano e probabilmente qualcuno avrà anche ragione. È giusto che sia così, bisogna che ci sia appunto una lamentela generale, capire appunto se ci sono i presupposti, come diceva ottimamente Mirko, ma ha sottolineato anche il presidente Sibiglia, per poter ripartire. Infatti, con un messaggio del nostro spettatore, andrei sul nostro Roberto Dalti. Roberto, ti aiuto io leggendoti questo messaggio di Matteo Zampini che dice: Mirko ha ragione, ci sono regioni dove il contagio è zero, ma ci sono altre regioni come il Piemonte dove ancora sono in forte emergenza. Io credo che non si può ripartire in una regione e in un'altra, sarebbe un casino. Cioè in una regione sì, in un'altra no, sarebbe un casino. Roberto? No, è un'osservazione giusta, e poi anche il fatto che in certe regioni il contagio è molto basso è vero, però se noi parliamo per esempio di Serie D, sono gironi formati sempre da 2 o 3 regioni e allora non puoi rischiare, per dire, di mandare una società che parte da una regione anche non troppo colpita in una dove c'è poco contagio e poi magari trovarti che si riavvia di nuovo il problema. Quindi cioè, secondo me sì, capisco, anche Sibiglia ha detto anche delle cose giuste. Io ho ascoltato molto attentamente quello che ha detto Mirko, che è stato molto interessante, devo dire. Sibiglia, lui ha detto è un bravo politico, mi risulta anche che sia senatore del resto Sibiglia, no? Ecco, quindi voglio dire ha fatto il suo mestiere. Figlio d'arte, lo ricordiamo Roberto, soprattutto sì, figlio sì, d'arte, sì. lo ricordiamo. Il padre era il mitico presidente dell'Avellino, ecco, quindi. È stato presidente dell'Avellino, anche lui è stato presidente dell'Avellino. Anche lui, vabbè, quindi. Poi fra qualche anno magari il figlio, cioè il nipote del primo sarà il presidente dell'Avellino. Però, cioè, tornando seriamente, io dico, io capisco Sibiglia, ha detto delle cose giuste, sicuramente ha lavorato bene con le parole, però mi sembra di capire che l'ha detto tra le righe, ma l'ha detto Sibiglia che non esistono le condizioni per riprendere.
Cioè non ha detto signori non esistono le condizioni per riprendere, ha fatto un giro di parole per far capire che lui non vuole fermare perché vuole essere parte della trattativa, cioè lui dice se noi ci tiriamo indietro adesso decidono gli altri e noi subiamo la decisione, invece io voglio essere lì fra quelli che decideranno e dire la mia, che è un discorso che ci sta, però che non ci siano le condizioni per riprendere col calcio dilettantistico ormai io credo che l'abbiano capito tutti, dai, cioè, questo sì, serve semplicemente un comunicato è palese, di dai. Ma lo so, Roberto, però serve un comunicato di 2 note dove bisogna testare certo, il tutto, perché proroghe fino al 2 d'agosto anche per i tesseramenti tutto quanto che deve valere, deve far capire agli addetti ai lavori come comportarsi. Poi come diceva Mirko, però ti giuro, io non è che abbia parlato con 150 società, con qualche società, e i dirigenti dicono non è possibile che dopo 2 mesi siamo ancora in attesa di un comunicato dove ci si fa capire cosa dobbiamo fare, perché loro sono lì che aspettano e dicono bene, cosa dobbiamo fare, questa stagione è chiusa, non è chiusa, possiamo pensare alla prossima, cioè bisogna arrivare a dire a questi signori è così, perché io capisco le motivazioni di Siviglia, però bisogna anche capire le motivazioni di chi è lì e continua ad aspettare giorno per giorno di capire cosa deve fare. Però Roberto il problema è un altro, non è tanto Siviglia, il problema è che il Consiglio federale non c'è solo Siviglia, ci sono anche gli altri, quindi alla fine deve essere presa una data dove ci sono tutti gli altri e ovviamente a catena verranno prese delle decisioni dalla Serie A fino alla terza categoria. Quello che bisogna spiegare alle società che purtroppo non si poteva decidere, ma anch'io non avrei potuto decidere con 2 mesi d'anticipo, perché sennò veramente si rischiava che le società dilettantistiche non avessero un sostentamento valido come magari potrebbero avere adesso, anche se non sappiamo ancora quando arriverà. No, ma cioè deciderlo prima, sono d'accordo anch'io che era giusto temporeggiare e vedere se si poteva riprendere, ma ormai che non si può riprendere è evidente, insomma, ecco, questo sì, questo è chiaro. Ecco. Però ragioniamo sempre sul contesto che dicevamo anche l'altra sera in Sport Up, trasmissione dedicata a Rimini Calcio. Il calcio in Italia è il terzo ingresso a livello economico, poi ogni regione ha la sua possibilità o meno di garantire una certa sicurezza. Diviene un discorso a questo punto per avere subito un verdetto economico, politico, culturale, sociale e sportivo. Quindi ci sono 5 fattori in campo. Non si può decidere, come diceva Mirko, come dicevi tu giustamente, in 4 e 4 occhi e mettere subito una sentenza. Qualcuno aveva detto, ma regione per regione perché non proviamo a giocare? Perché sarebbe impossibile. Innanzitutto perché non abbiamo ancora la sicurezza di aver superato questo problema già dal 4 maggio, quando noi comunque potremo iniziare a muoverci quantomeno e a uscire di casa. Non abbiamo la sicurezza assoluta. È vero che ci sono delle regioni che sono colpite minimamente come il Molise, però non è che puoi far andare a giocare i campionati di Serie A, l'eccellenza romagnola, la promozione romagnola in Molise. Intendiamo. Allora, la cosa migliore che si può fare se vogliamo far ripartire la pandemia è fare ognuno per conto proprio. Cioè, questo è chiaro. Oggi la Calabria, io non volevo sforare nella politica, è un argomento che mi piace sempre poco. Purtroppo però la Calabria oggi ha deciso noi riapriamo i ristoranti e i bar all'aperto, cioè allora se ognuno, cioè qui è un problema di blocco dell'Italia, se io Calabria faccio così, tu Toscana fai cos'ha, cioè è il modo migliore per ricaderci dentro, però aperta e chiusa la parentesi della politica, che è proprio un argomento che non mi appartiene. Tu mettiti nei panni della federazione che deve una cosa così importante, come fa a decidere quando ci sono dei comportamenti così? Che tu hai detto della Calabria, però il presidente della regione Campania qualche giorno fa disse se praticamente riaprono anche l'uscita alla Lombardia, io chiudo la regione Campana ai lombardi che scendono in Campania. Non lo vuoi ammazzare? Io come regione sarei preoccupato, perché dico ho un tasso di persone contagiate minori rispetto alla Lombardia, perché devo andare a rischiare? La sicurezza non ce l'ha nessuno, certamente anche per il calcio, però occorre spiegarle queste cose qui, perché io sto guardando anche altre trasmissioni che vengono fatte in questo momento sul web. Attenzione, non voglio essere cattivo, però bisogna sapere, perché altrimenti si rischia di essere ignoranti. Ignoranti sono coloro che ignorano la realtà in questo momento. Ignorare la realtà con un problema così grave è da ignoranti. Non si offenda nessuno in questo caso qui, e non mi rivolgo ovviamente
ai calciatori protagonisti dell'eccellenza, promozione e prima categoria. Mi rivolgo in generale al pubblico che ancora non ha capito il tipo di contagio che stiamo avendo in Italia. Andiamo a sentire dopo 20 minuti di trasmissione, mi scuso con lui, anche il nostro Giacomo Alpini. Giacomo, io ti rivolgo una domanda a questo punto di Matteo Zampini, una domanda a Mirko, ma che rivolgo a te. Cosa succede per le capoliste della Serie D, Giacomino? Ah, bello, avere la risposta in questo momento se la potrebbe dire, però in questo momento penso che sia tutto ancora un'incognita. Il quadro che abbiamo fatto fino adesso è un po' lo stato anche della nostra nazione. Abbiamo fatto degli accenni politici, però quello che succede nel calcio succede anche nella vita reale. Quindi alla fine siamo sempre a cercare delle risposte che non abbiamo o cercare soluzioni magari nelle direttive che vengono date. Quindi in questo momento è un po' tutto un'incognita. Noi prima abbiamo detto del calcio dilettantistico, farlo magari continuare regione per regione. Giustamente Roberto ha fatto quell'osservazione che ci sono campionati che sono interregionali, quindi più regioni coinvolte, sarebbe già un piccolo problema. Ma se non erro, proprio questa settimana il Comitato regionale della Lombardia ha detto che il 90% delle squadre lombarde sarebbero favorevoli alla chiusura proprio del campionato. Quindi Giacomo, è uscito un comunicato proprio l'altro giorno della serie, noi non riprendiamo più. Questo è per far capire che proprio condivido l'idea proprio che non ci siano le condizioni per riprendere, purtroppo. Dimmi. A livello di calcio, scusami, minore, lasciamo stare la Serie A e la Serie B, il discorso che tu stai dicendo è esatto. La prima squadra a muoversi, che fa parte della Serie C e ha due pezzi grossi come Galliani e Berlusconi, Lombardia, è stato il Monza, ricordiamoci, a dire no, stop, fermiamoci, perché veramente non si può continuare. No, infatti, confermo. E per quello che adesso dire cosa faranno con le capoliste della Serie D o dell'eccellenza o altre categorie è difficile. Io posso dire quello che sarebbe il mio pensiero. Il mio pensiero sarebbe quello di bloccare il campionato e magari promuovere solo le prime della classe senza retrocessioni. Prima ho sentito Mirko che dava dei numeri, e non perché voleva dare dei numeri, ma parlava di squadre all'interno di un campionato. All'interno di un campionato. È vero, speriamo, ma ricordiamoci sempre che questa è un'emergenza che anche a livello economico farà molte vittime, tra virgolette anche società, e quindi bisogna vedere il prossimo anno se si riesce a arrivare a quei numeri. Magari non sarebbe... Guarda, io sarei molto contento che si riuscisse a fare quei campionati come diceva Mirko, però ho dei grossi dubbi perché purtroppo si è fermato il gioco del calcio si è fermato magari nel momento migliore a livello economico per le società dilettantistiche, tornei primaverili, estivi, camp. Questo era tutto veramente soldo che arrivava. Ma anche le feste di paese, le sagre, che sono sostentamento per le società. Confermo, infatti. Quindi forse, però è questo un mio pensiero, io direi chiudiamo qui. Vai. Diamo la promozione a chi l'ha meritato, perché ci sono squadre, ricordiamoci, noi guardiamo adesso solo nel nostro calcio regionale, squadre che hanno investito, è giusto che venga riconosciuto quello che ha guadagnato sul campo, però giustamente per evitare molte ricorsi e molte polemiche post eventuale chiusura del campionato, probabilmente forse le retrocessioni io non le farei, in maniera tale da cercare di tenere anche delle squadre per riuscire ad arrivare ai numeri che dava primo Mirko. Quindi Giacomo, allora vale solo la classifica del giorno di ritorno? Magari. Col Bellare va su, lui col Bellare va su, non vede nulla. No, io farei la classifica proprio al momento della chiusura e col coefficiente punti, perché ricordiamoci che ci sono giusto dei campionati dove non hanno tutti lo stesso numero delle partite, quindi tu pensa che il Carpi ad oggi, in Serie G ad oggi è terza, ma è quella che ha il coefficiente punti migliore, quindi sarebbe la quarta teorica che dovrebbe andare in Serie B. Ma penso che sia corretto. No. Cioè, comunque la classifica del girone di ritorno e basta non vale,
No, non vale. Io lo farei valere in certi casi. No. Comunque sì, chiudo il tuo discorso con la parentesi che ti riferivi prima. Grandi Gambetto squadre sarebbe ultimo più o meno. Che hanno speso e investito tanto in Serie D, basti ricordare solamente 2 piazze su tutte, Mantova e Palermo, solo per citarne 2. Giusto. Allora, se mi fate la cortesia, Alessandro e Mirko, ritorno su di voi, però magari contattate il mister Corticella, perché fra esattamente 6 minuti lo facciamo entrare. 6 minuti. Giacomo, facciamo entrare Matteo, così ce ne liberiamo subito, lo salutiamo velocemente. Io gli ho già girato il link. Ok, lo salutiamo velocemente, se vuole apparire, se no Matteo, se non vuoi apparire fa lo stesso, noi non ci offendiamo. Alessandro, torno su di te, perché sennò quel gagliardetto rischia di ammossarsi dietro di noi. È vero, guarda lì. No, qua, dov'è? Qua. Tra l'altro è messo in Vicenza, che rischia veramente di andare su in Serie B, anzi rischia, sarebbe oggi promosso. Dopo però Ale ci racconti la storia di quel gagliardetto e non solo di quel gagliardetto. No, non si può. Manda il link alla caserma dei Carabinieri di Modena quando lui racconta la storia del gagliardetto. Calma, che la gente stasera ha piacere di seguirci, però vuol sentire parlare di calcio, quindi cerchiamo di dire meno baggianate possibili, dopo ci divertiamo, promesso, però cerchiamo di rimanere seri su questi contesti qui, perché ci sono molti addetti ai lavori in questo momento collegati, voglio dare loro un servizio preciso, approfittando anche della presenza di voi tutti qui, che siete degli esperti di calcio, e vi faccio proprio i complimenti in diretta. Alessandro, voglio tornare un attimo su di te. Abbiamo affrontato un po' il tutto. L'altra sera in Sport Up parlavamo con mister Zanini, con Roberto Dalti e con gli altri colleghi appunto della trasmissione inerente alla Serie C dei Rimini Calcio. Ci è stato detto, e qui apro una parentesi sul mondo dilettanti, che ad esempio il Mantova, pur essendo prima, non avrebbe in questo momento la possibilità di essere ripescato, tra virgolette, in Serie C. Mi confermi questa voce, sì o no? Oppure solo una diceria sbagliata che c'è in giro? Guarda, io credo che le prime... Allora, è chiaramente molto complicato e molto difficile andare a dirimere questioni che probabilmente ancora dovranno essere ben decise e chiarificate da persone sicuramente più esperte di noi, che si occupano di calcio dilettantistico 24 ore su 24. Quello che dico io è che a questo punto, congelando i campionati dilettantistici, chiaramente, perché parliamo di questo, le prime di ogni categoria devono andare su. Mantova compreso, dalla Serie D in giù, credo che non ci sia alcun dubbio su questo. E è chiaro che ci auguriamo tutti che sia così, onde evitare il problema di prima, ricorsi, controricorsi, eccetera, eccetera. Però credo che a questo punto le prime della classe vadano su. Poi, sulle promozioni, le retrocessioni, i ripescaggi, eccetera, eccetera, su questo andiamo ad aprire 1000 finestre, 1000 parentesi, però credo che non si possa discutere una prima in classifica come può essere per esempio il Mantova, che ha sinceramente dominato il girone D di Serie D, quindi credo che su questo non ci sia alcun dubbio. È chiaro che bisogna andare anche non solo a parlare in questo caso di calcio, ma anche di diritto a livello calcistico, perché ci sono delle regole, dei regolamenti che in questo momento vanno in qualche modo rispettati il più possibile. Però onestamente, signori, credo che le prime della classe bisogna che vadano su, perché sennò si scatena veramente un delirio. Ma penso che sia corretto, sia veramente corretto. Per 2/3 del campionato sono riusciti ad arrivare a essere in testa, l'hanno meritato sul campo. Dopo è successo quello che è successo, ma ricordiamoci che questa è un'emergenza che non ha uguali, quindi è anche logico una conclusione che non ha uguali del mondo dello sport. Mirko, altra diceria per concludere il discorso della Serie D, così dopo l'eccellenza romagnola e il mister del Corticella. C'è un'altra diceria, un'altra voce in giro. Sarebbe già una classifica delle possibili seconde / prime squadre della Serie D che potrebbero accedere in Serie C, visto che ci sono diverse squadre che potrebbero fallire in Serie C per la crisi economica che stanno vivendo in questo momento. Classifica che prevede un nome illustre come il Campobasso, ad esempio, che è secondo dietro il Matelica. Allora io ti chiedo, una curiosità della Serie D Girone F. Il Matelica, nel caso in cui venisse confermata la promozione in Serie C, ce la fa salire economicamente oppure no? Perché
mi dicono che non abbia abbastanza risorse economiche, e se è vero questa cosa che ti ho detto sulla classifica inerente alle seconde, Campobasso incluso. Allora, intanto il Matelica ha la deroga, quindi la Serie C la può fare tranquillamente, può andare a giocare anche a Macerata se il campo è a posto, e quindi, anzi, sarebbe una beffa per il Matelica quest'anno non andare su dopo una sfilza di secondi posti. Io tra l'altro ho sentito negli ultimi giorni delle polemiche che arrivano da Foggia, che pretendono una promozione diretta, però a Foggia bisogna che si ricordino di essere secondi in classifica. Primo c'è il Bitonto, e credo che il Bitonto giustamente credo che abbia il diritto di salire. Il Foggia però assieme al Campobasso sono quelle due società che presumo, adesso non ho ovviamente la classifica sott'occhio, in una graduatoria che verrà fatta immagino con le seconde, visto che i playoff non si potranno fare, sicuramente per un discorso legato ad impianto sportivo, a storia sportiva e a quant'altro, anche se il Foggia comunque è una matricola nuova ma è arrivata seconda, quindi io presumo che insomma Foggia e Campobasso siano in prima linea per un ripescaggio, ecco. Però io credo che insomma andare a brontolare adesso se mandano su una squadra rispetto ad un'altra ci può stare, perché mancano delle giornate alla fine, però non si può rivendicare un diritto di un primo posto che non hai, questo no. Bravissimo, qui sono d'accordo. Marzocchi, arrivano complimenti a te, però sono tutti uomini, non donne, non ci sorprendiamo in verità. Marzocchi Docet, e poi ci dicono, dov'era, avevo letto quello di Franco Pancelli, te lo posso rivedere. Padre d'arte. Franco, è arrivato adesso anche un messaggio, tutti, Luca Casadei, alla ripresa da questo stop saranno tante le società che sceglieranno di non iscriversi al campionato, quindi a mio parere, al di là delle promozioni delle prime in classifica, ci saranno anche molti dipescaggi, quindi anche i ricorsi per la promozione alla fine saranno anche molti meno. Se posso inserirmi, non è mica detto, sai, perché io da quello che ho sentito, adesso parliamo dell'Emilia Romagna, quindi avendo chiacchierato con Braiati un paio di settimane fa, il presidente, no, del CRER, lui stesso mi diceva che non ci sarà probabilmente un'obbligatorietà, no, a fare la promozione a 18 piuttosto che la promozione a X e la prima categoria Y. Quindi è chiaro che se ci sono dei buchi, nel senso, se nell'eccellenza di girone B ci sono 10 squadre, è chiaro che almeno 4 le devi ripescare, perché non puoi fare un'eccellenza a 10 squadre. Però io credo che tanti ripescaggi al fine non so se ci saranno, perché se poi è vero che il format dei campionati non sarà come quello che vediamo oggi, ma può essere magari una promozione a 14, per dire, una prima categoria a 12, a quel punto probabilmente i ripescaggi non servono neanche. Bisogna vedere in effetti quante società purtroppo saltano, e da quello che ho capito saranno parecchie, speriamo non così tante come dicono, però bisogna capire in effetti quante società salteranno e quali format dei campionati vogliono fare, perché ribadisco... In realtà comunque dalle voci, Alessandro, pare che non ci sarà tutta sta moria prevista, cioè ci saranno delle squadre che salteranno, ci sarà qualche fusione, ma non quel famoso 30% di cui si parlava. Se dovesse ci saranno squadre molto più giovani, ci saranno squadre molto più giovani il prossimo anno, questo sì. Se dovesse andare, ragazzi, ovviamente, come dice Mirko, Daniele, scusami, io credo che tanti ripescaggi alla fine non ci saranno, perché un'eccellenza girone B a 16 squadre penso che possa andare bene a tutti, nel caso in cui. Sì, ne abbiamo parlato questo, bravo, anche nell'ultima puntata dove siete stati tutti e due ospiti da me a Telerimini 7 Gol. Ok, ci ha raggiunto il tecnico del Corticella, io gli faccio gli onori di casa, poi Mirko e Alessandro, che conoscete meglio di me, qualche domanda inerente al mister, e poi se vogliono intervenire anche Roberto e Giacomo, microfoni aperti a tutti. Andiamo alla salutare. Io una domanda gliela vorrei fare quando sarà possibile, sì. Vediamo se c'è Sergio. Vediamo se Sergio ci vede, ci sente. Sergio, non ti vediamo, però. Sì, io vi sento. Sì, vi sento. Mister... Allora, ok, ti sentiamo, ma non ti vediamo. Vediamo se mister riusciamo ad averti. Proviamo un attimo. Ti lasciamo 30 secondi se vuoi. Allora, aspettiamo prima che il mister possa ripristinare. Ok, vediamo la foto su una spiaggia, mister. Vediamo se sappiamo anche chi gliel'ha fatta quella foto. Beato lui se è in spiaggia. Chi l'ha fatta? Marzocchi? È un direttore sportivo di nostra conoscenza. Allora, vediamo, il mister ci ha raggiunto, vediamo un attimo
Qui c'è Stefano. Stefano, io ti richiamo tra poco, adesso è troppo presto per chiamarti. Abbi pazienza, Stefano, vediamo se riusciamo a ributtare Sergio. Sergio, dimmi se senti. No, è riuscito Sergio. Dopo facciamo entrare Stefano. Intanto vi leggo 2 messaggi che sono arrivati adesso. Alessio Gaggioli, cosa pensate della proposta di Tommasi di togliere l'order d'altri? No, non ho capito. La proposta di Tommasi di togliere l'obbligo degli under. No, io sono assolutamente contrario. Assolutamente contrario. Ok, allora abbiamo finalmente il tecnico del Corticella. Buonasera mister. Ciao a tutti, buonasera. Ciao. La vediamo e la sentiamo ultimamente. Mister, tanto le chiedo, intanto benvenuto mister, le chiedo quanto le manca il rettangolo da gioco, poter allenare i propri giocatori in questo momento, perché ormai siamo a più di 2 mesi. Beh, tanto. Ci manca tanto perché comunque sia il calcio dilettanti è una passione per tutti noi. Siamo mossi da questa passione da sempre, lo facciamo da sempre con lo spirito di fare le cose per bene, ma soprattutto di divertirci. In più, diciamo così, ci si trova a vivere stagioni come la nostra, dove il clima, l'ambiente, le persone con cui lo si fa sono persone con cui si sta bene, e ti manca, al di là del campo, ti manca proprio il rapporto, le persone, l'affetto, i ragazzi, lo staff, tutti, insomma, ti manca un pezzo importante della nostra vita alla quale siamo abituati, ecco, quindi è una cosa forte che non abbiamo mai vissuto e ci voleva anche questo. Mister, tornando sulla categoria d'appartenenza, abbiamo visto la Marignanese che ha perso solo una partita in questa stagione, tra l'altro col Diegaro alla 3ª giornata di andata. Le chiedo un commento su questa eccellenza girone B e soprattutto un commento sul grande campionato che sta facendo la sua squadra. Grande campionato, lo dico io, soprattutto per via di noi addetti ai lavori. L'onore e il piacere di commentare appunto anche l'eccellenza romagnola. Prego, mister. Beh, allora, sulla Marignanese credo che stia facendo il campionato che deve fare, perché ha una struttura, ha un modo. Ringrazio Baldasti comunque. Perché ha una struttura a livello societario, a livello di programmazione, di allenamenti, di modo di impostare il lavoro che chiaramente ha portato a quello che stanno facendo, che è un campionato da protagonisti e se lo meritano e se lo strameritano. Per quanto riguarda il nostro campionato, è un campionato importante, credo che noi siamo una buona squadra, non ci aspettavamo di avere la classifica che avevamo quando è stato interrotto tutto, perché al di là di essere una buona squadra, credo ci siano altre buone squadre, il Diegaro su tutte, che secondo me a livello di organico è una squadra composta da giocatori importanti. Però ecco, secondo me ci sono anche altri valori, c'è il valore dello spogliatoio, dell'ambiente, della società e dei giocatori che comunque sono dei buoni giocatori, quindi sono molto dispiaciuto, anche perché non abbiamo potuto portare a termine, al di là di come sarebbe finita, non è un problema solo di classifica, è un problema anche di portare a termine un'annata dove ti trovavi bene, le cose andavano bene, e lasciarla a metà, insomma, non è un granché. È un peccato, un peccato. Sì, Alessandro sì. E Mirko nell'ordine, una domanda a testa e poi passo a Roberto e Giacomo che vogliono anche loro fare delle altre domande al mister. Alessandro, iniziamo da te. Ma mister, innanzitutto quest'anno ho visto una sola partita vostra, non mi ricordo esattamente com'è finita, però mi ricordo 3-1 per il Castenaso, me lo ricordo io. Ah, scusami, è vero, hai ragione, perdonami. No, io volevo chiedere, a parte questa battuta, io della serie stai a casa la prossima volta. Esatto, più o meno è così. No, io volevo anche raccontare un secondo, prima di farti la domanda, mister, quello che hai fatto tu, perché l'anno scorso sei arrivato in una situazione difficile, perché Corticella era onestamente una situazione difficile, probabilmente anche inaspettata, e Marco Busi, direttore sportivo del Coricella, che ho visto prima era anche collegato, lo sa, e molto inaspettata, la situazione era abbastanza preoccupante. Poi sei arrivato tu, avete fatto un ottimo finale di campionato, vi siete salvati i play-out e bene così. Quest'anno
però le ambizioni erano diverse, certamente non fare quello che avete fatto l'anno scorso, perché tu chiaramente hai vissuto a metà, però provare a fare un campionato diverso. Ti chiedo, avete costruito una grande squadra, poi vabbè, tu dici, insomma, chiaramente tieni la tua parte, però la squadra è chiaramente ottima. E peraltro senza Alessandro Grazia, capitano, uno dei pilastri di questa squadra che purtroppo si è fatto male, e anche senza il capocannoniere Trombetta che avete perso per un po'. A questo punto, cosa pensiamo di fare, caro mister? Secondi adesso? Ma poche parole se vuoi fare la Serie D, partiamo da quello insomma. che abbiamo fatto l'anno scorso, chiaramente non sento Mirko, ma va bene. Se partiamo da quello che abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo fatto un buon girone di ritorno, ci siamo salvati ai play-out. Credo che ogni stagione sia un po' a sé sotto tanti punti di vista, non solo dal punto di vista tecnico. Abbiamo fatto delle scelte in estate prendendo alcuni giocatori che hanno portato a una resa importante. Mi viene in mente Trombetta, Resta, i giocatori che sono entrati, che sono giocatori importanti, ne sono usciti altri di altrettanto importanti. Abbiamo fatto la scelta del 2001 in porta, che è una scelta che non tante squadre del nostro campionato hanno fatto, ed è stata una scelta che si è rivelata felice, perché il ragazzo si è rivelato bravo e pronto anche mentalmente. Per quello che è la classifica e quello che avremmo potuto fare se il campionato fosse andato fino in fondo, non lo so. Non lo so, sinceramente credo che la Marignanese avesse qualcosa in più di tutti a livello di organizzazione a 360 gradi, mentre credo che a livello di organico il Diegro forse avesse qualcosa più del Corticella. Credo che il Corticella sia una squadra più paragonabile a un Del Duca, probabilmente, o a una squadra come il Riccione, che molti sottovalutano, ma è una squadra con dei giocatori importanti, con dei giocatori bravi, con categoria. E quello che avremmo potuto fare, non lo so, sicuramente divertirci fino alla fine. Poi se saremmo stati secondi, terzi, quarti, questo non lo so. Di sicuro mi sarebbe piaciuto provare a giocare domenica prossima la partita a Diegaro, visto che era esattamente domenica. Big match, sicuramente. Mirko, una domanda per il mister? No, infatti io volevo chiedergli un po' un rimpianto di questa stagione. Diciamo che insomma io Mirko non ti sento, adesso non so se riuscite a riportarli, ok? No, dicevo, dato che parlavo appunto della sfida dello scontro diretto tra Diegaro e Corticella, se aveva un rimpianto Sergio in questa stagione, anche perché comunque il campionato è stato importante, soprattutto dopo un inizio che comunque è stato un pelino incerto, ma dopo la squadra ha iniziato a girare alla grande, nonostante l'assenza di Grazia, come diceva Alessandro. Mister, Mirko le chiede se ha un rimpianto di questa stagione. Se ho un rimpianto? In questa stagione. Se devo parlare di rimpianto, un po' per la qualità del giocatore, un po' per la grande qualità umana del ragazzo, quando il 3 novembre si è rotto il crociato Grazia Alessandro, che è un ragazzo splendido, era il nostro capitano, lo è stato tutto l'anno, perché ha dimostrato la persona che è nel momento in cui si è infortunato, e non è mai mancato a un allenamento. Durante la settimana era lì con noi. Il giorno che l'hanno operato, mezza squadra era in camera appena è uscito dalla sala operatoria dopo l'intervento. Ci è mancato in campo, ci è mancato negli allenamenti, ci è mancato nella vita quotidiana, perché è un ragazzo speciale al quale tutti siamo affezionati, e insomma questa è veramente una cosa che mi è dispiaciuta tanto. Mister, le chiedono da casa se porterebbe Salomone, attuale attaccante del Russia, a Corticella. Subito. Beh, intanto dovrei fare spazio, perché di attaccanti ne abbiamo già diversi, però se guardiamo quelli che sono stati gli ultimi anni di Salomone, direi che chiunque porterebbe Salomone, non solo a Corticella. Salomone è un giocatore che fa gol in tutti i modi, in tutte le categorie da troppi anni, quindi discutere Salomone credo sia impossibile, cioè non c'è niente da dire.
un attaccante che in categoria ha spostato tutti gli anni. Mi trovo d'accordo, mister. Roberto Dalti, se hai una domanda per il mister, ti lascio a te la parola o una considerazione, Roberto? Sì, no, mister Fancelli, vorrei dire questo. A me è capitato di vedere anche a me una volta quest'anno il Corticella in un recupero serale contro il Del Duca. Il risultato me lo ricordo perché avete vinto 1-0 voi. Mi sembra che già non avevate grazia quella sera, e poco dopo mi sembra che si è fatto male Trombetta, e avete svincolato il vostro centrocampista centrale, quello tutto mancino, Mantovani mi sembrava. Mantovani. Ecco, eppure non avete sbandato tanto. Allora io mi chiedevo in quel momento lì che cosa avete fatto per cercare di far fronte a delle assenze che non sono da poco. Beh, diciamo quel periodo è stato abbastanza pesante perché si è infortunato Grazia. La partita dopo del Duca è stato il mercoledì, la domenica si è rotto il menisco Trombetta a Riccione. Sì. E quella sera si è stirato Tedeschi a Del Duca, è uscito sostituito Tedeschi. Fortunatamente quando si parla a volte di coesione, di gruppo, di stare lì nei momenti difficili, la squadra ha reagito nel momento più difficile nel modo migliore, perché comunque sia per i giocatori che c'erano fuori, ognuno ha fatto qualcosina in più per cercare di stare dove eravamo. Per quanto riguarda Mantovani è un giocatore importante, fuori categoria per l'eccellenza. Se lo ha visto giocare quella sera credo l'abbiate visto un po' tutti. Lui era fermo a metà settembre, ha fatto qualche mese in eccellenza, ha poi avuto a dicembre la proposta dal Pomezia in Serie D e insomma era abbastanza prevedibile che se avesse avuto una proposta importante come ha avuto sarebbe andato e credo sia anche stato giusto così. Certo che perdere in un mese Grazia e Mantovani a centrocampo è stato, insomma, sono state due perdite importanti. Una bella batosta, mister. Giacomo, per concludere il giro di domande. Sì, al mister volevo chiedere, lui all'inizio del suo intervento parlava della Marignanese come la squadra più pronta al salto di categoria. E invece questo Corticella cosa mancherebbe? E eventualmente un ripescaggio, cosa andrebbe a comportare per la società Corticella e per la squadra? Quali investimenti andrebbero fatti? Ma allora, parlavo della Marignanese perché se riguardo il percorso della Marignanese è un percorso che ha fatto nel giro di 3 anni, prima partendo da una salvezza, poi si è portato l'anno scorso a un quarto o quinto posto, mi sembra, e quest'anno ha ulteriormente migliorato quello che era la rosa e le modalità di lavoro. È chiaro che il Corticella è in una fase di crescita, perché comunque sono già alcuni anni che è in eccellenza. L'anno scorso è stato un anno un po' particolare perché comunque sia probabilmente nessuno si aspettava, come diceva anche Alessandro, che la stagione fosse così complicata. Quest'anno si è consolidato un po' il lavoro che si sta facendo. La società, quello che vorrà fare o che potrà fare nel caso di un ripescaggio, non lo so, perché sinceramente questa situazione ha un po' destabilizzato tutti. È chiaro, qualche mese fa le avrei risposto che il Corticella stava giocando le sue partite senza tirarsi indietro, senza pensare a cosa sarebbe stata la Serie D e sarebbe stato eventualmente un problema da affrontare. Non è stata una società immobile a rinforzare la squadra per cercare di salvarsi, non lo è stata quest'anno quando si è infortunato Grazia, andando a cercare comunque un centrocampista che potesse andare a prendere il posto di Grazia. Questa situazione chiaramente è una situazione che cambia le carte in tavola dal punto di vista tecnico, dal punto di vista economico. Di conseguenza credo che ci sarà una difficoltà generalizzata per tutti.
Corticella, non dimentichiamolo, e questo è anche uno dei motivi per cui poi alla fine le cose sono andate bene anche nei momenti più complicati, è una società che ha portato e sta continuando a portare ragazzi giovani che vengono dal suo settore giovanile, che crescono e che quest'anno hanno esordito 3-2002, il portiere 2001 Vivaio Corticella, Broglia Vivaio Corticella, Campanini 2001 Vivaio Corticella. È comunque una società che secondo me ha tutte le carte in regola per fare categorie importanti, un centro e una struttura che è invidiabile credo da tutti. Su quello che saranno i progetti della società Corticella, sinceramente in questo momento credo sia difficilissimo entrare, e men che meno io che sono allenatore, quindi non ho le condizioni per dirvi quello che decideranno o potranno fare. Mister, ti riporto i complimenti anche e saluti di Fabio Malaguti, grande mister del Castelnaso. Salutiamo anche noi che è stato ospite la scorsa puntata qui nei nostri studi, ovviamente tra virgolette. Salutiamo i Baldazzi che è molto attivo. Ti chiede Baldazzi se ti manca Cataldo. Beh, se avessi avuto Cataldo qualche rigore in più l'avrei avuto a vantaggio, perché l'ho allenato qualche anno e era una meraviglia. Cataldo è intramontabile, non ce ne sono più come Cataldo. Salutiamo anche Ivan Broglia che dice: sono arrivati Monnolo e Pescatore a Corticella. Sì, è vero, infatti, come dicevo prima, quando c'è stato l'infortunio di Grazia a dicembre è arrivato Diego Monnolo, che l'anno scorso era al Progresso e ha fatto i primi 3 mesi a Sasso Marconi, e a fine gennaio, inizio febbraio è arrivato Pescatore, che era svincolato e ha fatto purtroppo 3 partite con noi, perché dopo si è fermato tutto, quindi non abbiamo potuto proseguire anche con lui. Ha fatto un mesetto scarso con noi. Mister, io però ecco, anche queste cose significano che insomma la società in quel momento non era una società che stava facendo il passo indietro. Ecco, questo per rispondere alla sua domanda. Da qui in avanti non lo so, ma sicuramente lì si era tutti coesi per fare un campionato il meglio fino alla fine. Io ho toccato con mano la realtà che lei sta descrivendo, e tra l'altro quel giorno ho avuto il piacere di commentare Corticella Rimini e purtroppo il non piacere di conoscere anche Alessandro Marzocchi, che è qui collegato con noi, mister. Io aspettando come lei l'esito che sarà, sperando anche in un futuro riguardo il calcio, ovviamente sulla salute è scontato, spero di averla nei nostri studi a Rimini per quanto riguarda il nostro programma Calcio di Rigore il più presto possibile. Quello che posso dire, un abbraccio a lei, a sua figlia e a tutta la società del Corticella Calcio. Grazie di essere stato qui tra noi, mister, grazie ancora. Grazie, ricambio a nome mio e di tutto il Corticella, grazie. Grazie ancora. Salutiamo il mister. Ciao Sergio. Ciao a tutti. Ciao. Salutiamo il mister e adesso un amico vi avevo promesso questa sera. Siete stati bravi Marzocchi e Mariotti, mi avete fatto conoscere sia Fabio che Sergio, che sono 2 persone eccezionali, veramente anche a livello televisivo. Ricordiamo anche Baldassi adesso. No, anche Baldassi, sì, mi farebbe piacere conoscerli, perché spieghiamolo anche agli spettatori. Calcio di Rigore è una trasmissione che va in onda su 7 Gold e su Telerimini, si vede in tutta la regione Emilia-Romagna. Io ho avuto il piacere di conoscere proprio tutte le realtà dell'eccellenza romagnola, l'anno che ho conosciuto anche Alessandro Marzocchi, quando appunto il Corticella ha giocato contro il Rimini, che è l'altra realtà che seguiamo, essendo appunto a Rimini noi come televisione e come studi televisivi. Fabio e Sergio, ovviamente vi aspetto, grazie anche a te Mirko e Alessandro che li avete portati qui sui nostri schermi virtuali. Allora, se mi consentite, visto che parliamo di calcio a 360 gradi, stasera vorrei presentarvi sia a voi che siete qui con me, sia a coloro che stanno seguendo il programma durante questa diretta, e a tutti gli spettatori di Calcio di Rigore, il nostro amico Stefano Maggi, che tra poco metterò in collegamento. Stefano aprirà una parentesi per quanto riguarda la promozione marca. Ascoltate un po', perché cerchiamo di capire anche come nell'altra regione accostata all'Emilia Romagna si stia vivendo questo fenomeno calcistico
legato al Covid, in tal caso muoversi, cosa hanno manifestato anche loro nelle Marche, e poi come si evolveranno alcune situazioni. Noi qui abbiamo citato che in Serie D, ma anche la promozione Marche, noi da vicino seguiamo il Gabicce e Gradara Calcio. Allora io direi andiamo a conoscere Stefano Maggi, che se non erro viene da Urbania lui, prima volta sui nostri schermi. Maggi, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera, ciao Daniele. Ciao, allora Ciao. racconto un aneddoto. Racconto un aneddoto su di lui. Indovinate come l'ho conosciuto. Provate a capire se calcio di rigore ha una connessione con le Marche, con un certo personaggio che qualche giorno fa è apparso su un noto quotidiano locale. Vediamo se lo indovinate. Le iniziali sono R e B. Si parla di un ex arbitro? Si parla di un ex arbitro? Ma cominciamo a avere i dubbi che sia un ex arbitro, perché abbiamo visto letto un articolo che ne ha combinato di ogni. Di tutti i colori. Ma per quello è un ex. Per quello è un ex. Ah, giusto. Allora, approfittiamo di Stefano per averlo qui nei nostri studi, perché praticamente lui vive il calcio marchigiano come il nostro Renzo Baldisseri. Avevi anche, se non erro, Stefano, fatto una televisione sul web con il nostro Renzo, andata avanti per 10 puntate, e poi io e te ci siamo conosciuti in verità la prima volta quando io facevo l'ufficio stampa del Sant'Arcangelo, e tu in qualche modo credo che aiutassi il Fano, non mi ricordo se nel ruolo di preparatore. Facevo l'addetto stampa Fano, aiutavo l'ufficio stampa Fano. Ok, ecco come ci siamo conosciuti, per intenderci io e Stefano. Allora Stefano, innanzitutto il pensiero anche nelle Marche per quanto riguarda questa situazione, un po' lì cosa si dice? Penso che il pensiero sia univoco, però se qualcuno rispetto a qualcun altro si è esposto di più. Noi qui abbiamo l'esempio lampante del Gabicce Gradara con il presidente Marsilli, che addirittura ha scritto una lettera dando ad altri presidenti possibili consigli per il futuro. Non so se tu hai letto qualcosa in più, hai avuto modo... Prego. Guarda, onestamente qualcuno che si è esposto in maniera esponenziale molto più degli altri, io questo francamente non lo so. Ho ascoltato prima voi quello che su cui vi siete soffermati sul discorso del comitato dell'Emilia Romagna, ma di gran lunga anche il comitato Marche penso che sia su questa direzione. Chiaramente siamo un po' tutti in balia della situazione, si naviga a vista e sperando di sapere il prima possibile quello che sarà il nostro futuro, ecco. Come anche lì in Emilia Romagna ho sentito di bloccare le retrocessioni e favorire la prima in classifica, di favorire la prima in classifica, ma al tempo stesso far retrocedere l'ultima. Le ipotesi, ecco, sono queste al vaglio, ma anche quella chiaramente di congelare completamente le classifiche e di ripartire l'anno prossimo con gli stessi organici. Un discorso, ecco, un po' simile a quello che sentivo prima di cui parlavate, ovvero di allargare magari il numero dei gironi nelle varie categorie. L'ho sentito per quanto riguarda anche il comitato Umbro. Giorni fa in Umbria ci sono state delle conferenze, sempre chiaramente virtuali, con il presidente del comitato Umbro, che giorno per giorno è riuscito a incontrarsi con i vari presidenti di tutte le categorie. Un giorno si è incontrato con l'eccellenza, un giorno con la promozione, un giorno fino a scendere fino alle squadre di puro settore giovanile. Anche lì è uscita fuori l'idea di diminuire gli organici e magari allargare il numero dei gironi. Senti, ti faccio una domanda, approfitto che sei qui perché noi con Roberto D'Altri lunedì sera abbiamo analizzato un po' la situazione della Serie C. In questo momento io non ho il potere di cambiare le classifiche, ho il potere di poterle leggere, però tu vivi nelle Marche, il Rimini ha gli stessi punti del Fano, però è ultimo in classifica, il Fano è penultimo. Tu parlavi prima di congelare le retrocessioni o comunque di spedire giustamente le prime in classifica nei campionati dove dovrebbero appunto andare, no? A livello di destinazione. Il Fano come lo vedi per il futuro, e soprattutto dimmi se il Matelica, anche tu visto che vivi nelle Marche, può salire in Serie C?
Ma il Fano è in una situazione sicuramente non buona, anche se sono convinto che con l'arrivo di Alessandrini la squadra aveva qualcosa in più rispetto all'inizio. Penso che ecco, se la sarebbero giocata fino alla fine, chiaramente una salvezza diretta non credo, però penso che ecco, era a livello del Rimini, a livello di quelle squadre che stanno lottando negli ultimi posti, e in C ho visto diverse partite, spesso a fare la differenza sono i dettagli, la palla inattiva, la punizione, il rigore, l'episodio, più che negli altri campionati. Quindi cercare di tirarsi a favore più episodi possibile per cercare di tirarsi fuori da una situazione che non è bella, e purtroppo per il Fano, e mi dispiace tanto, è la stessa ormai da 2 o 3 anni. Ecco. Per quanto riguarda Matelica. Per quanto riguarda il Matelica, io non sono così convinto che l'avrebbe vinto il Matelica il campionato. Chiaramente loro, se andasse in porto la soluzione di far salire le prime in classifica, sarebbero, penso, i più fortunati, perché se non sbaglio il Matelica è andato primo in classifica proprio nella giornata in cui c'è stata l'interruzione. E Matelica, Campobasso e Notaresco sono nel giro di 3 punti. Il Notaresco penso che i suoi bonus se li abbia giocati, perché aver vinto 13-14 partite di fila, non ricordo quante adesso, e aver sciupato, tra virgolette, tutto quel vantaggio, penso che aveva finito le cartucce. Matelica e Campobasso stavano venendo su forte. Penso, oddio, mi sbilancio, alla fine per me l'avrebbe spuntata il Campobasso. Questo non significa, senza nulla togliere al Matelica, che a qualità di organico, ecco, era sicuramente una delle 2 o 3 squadre più forti, e lo ha dimostrato. Ma il Matelica ha un po' di anni che ci prova, un anno trova una Vispesa, un anno trova la Fermana, quindi diciamo che non è stata fortunatissima. Quest'anno a 7 giornate dalla fine era davanti. Io penso che il presidente Canil, se domani gli dicessero di fare la Lega Pro, non si tirerebbe di certo indietro. Ecco. No. Chiaramente, come dicevate prima anche voi, il discorso delle strutture, probabilmente a Matelica la Serie C non si potrà fare, però c'è sempre il discorso, ecco, di Macerata, come dicevate voi anche prima. Che sono lì a 8 km, sono... Sì, sono meno vicino, di me. sì. Io vado a Sirolo. Lo stadio El Viare... No, Sirolo è più sull'Anconetano. Sì, io ci vado a Sirolo solo per le donne, quindi te lo dico, solo per il Macerata da quelle parti lì non vengo, quindi stai tranquillo. No. Va bene. No, ascolta, intanto allora salutiamo il presidente Tiziano Marzi, il presidente del Tropical Coreano, che prima ha mandato un bellissimo messaggio, e anche tra l'altro Fabio, l'allenatore dei Castenaso. Un saluto a tutti gli ospiti della serata. Comunque, per chiudere il discorso... Prego. Senza nulla togliere al Notaresco, perché adesso sembra che dal discorso che ho fatto magari il Notaresco era tagliato fuori. Assolutamente no. Il Notaresco magari ha dalla sua il rammarico di aver, tra virgolette, sciupato un vantaggio importante, perché a un certo punto della stagione chi poteva dire che il Notaresco non andasse in C? E ad invece, un certo punto aveva 11 punti di vantaggio. Esatto. L'ho detto. Allora, il problema se devo dire la mia, la scelta comprensibile comunque di Ginestra a dicembre di tornare tra i professionisti, visto il richiamo, ecco, della Fermana, e ha inciso. Seppur il Notaresco abbia preso Scotti, è un signor portiere, però secondo me con Ginestra era un'altra squadra, ecco. Che però Scotti l'ho preso anche in giro con diversi cellulari, con diversi messaggi, ha fatto qualche paperetta che non è da lui, gli ho detto proprio il Notaresco aveva 11 punti, sei arrivato tu e si è fatto superare la liga. Gliel'avessi mai detto, però la battuta ci stava in quel periodo lì. Sei fatto un amico. Altri li conosco troppo bene quei campionati, sono molisani. Il campionato che sta dicendo Stefano te lo dico io, avrebbe vinto il Campobasso assolutamente, perché 18 risultati utili consecutivi, una squadra con cui i tifosi aveva trovato un entusiasmo incredibile,
dai giocatori che aveva il Campobasso il campionato. Te lo dico con buona pace di Ed Matelli. aggiungerei io anche un grande allenatore. Aggiungeresti? Aspetta che ti Un sento a grande scatti. allenatore. Un grande allenatore. Un grande allenatore. Vai, sì, bravo. Anche, vabbè, tu lo conosci molto bene. Lui è marchigiano, ha giocato nell'Ascoli, nella Fermana, Cudini, Mirko, grande allenatore. E prima Stefano di concludere il discorso sulle Marche, un saluto a tutti gli ospiti della serata. A mio avviso Corticella la miglior squadra di eccellenza, questo lo diceva il presidente del Coriano, che salutiamo, Marzi. Poi anche Fabio aveva mandato un messaggio, Sergio, riferito a tecnico del Corticella, ha allenato me e Baldaz. Penso Alessio Caggiò. La domanda su Bellario ovviamente non la leggiamo. No, scherzo, Andrea, dopo la leggo e la posto a Giacomo. No, la devi leggere bene anche quella che ha scritto Alessio. 3 volte, dopo la leggo. Andrea, promozione Romagna stasera. Anche la Vispesero ora come sarebbe nei playout? Come sarebbe nei playout? Sì. Alessio, aspetta, fai la domanda oppure fai l'affermazione? Non si capisce. Maggi, proviamo a rispondergli. Alessio Gaggioli dice anche la Vispesero ora come ora sarebbe nei playout. Sì, io sono convinto. Io sono convinto che rispetto alle squadre, diciamo proprio Rimini, Fano, lo stesso Arzignano, la Vispesero abbia qualcosa in più. Quindi sono dell'idea che a Pesaro si riusciva a raggiungere una salvezza, specificando comunque che anche loro i punti dovevano farli e i punti se li devono conquistare sul campo, ecco. Sì, Alessio mi dice, è un'affermazione giustamente. Ale, scusami, ma tra regia e conduzione faccio un po' fatica, giustamente era un'affermazione. E tu hai risposto, Stefano. Allora, chiudiamo la parentesi Marche, poi arrivo da te, c'è il messaggio. Lo so che vi stai guardando, Alpini, calma. Oh, Andrea Ronci, ma credo poi, che... Adesso che ci penso, non sono convinto che la Vispesero sia dentro i play-out, non mi sembra. Non ho la classifica Mi sembra che l'ultima dei play-out sia il Ravenna. E c'è un Ravenna Rimini adesso, o un Ravenna Fano, non so chi tra Rimini e Fano è messo meglio nella classifica Vulsa, ecco. La Vispesero è sopra di un punto, fuori dai play-out di un punto. Chiaramente ancora tutto in... Nella classifica Vulsa il Fano è penultimo e Rimini ultimo. Marzocchi, fai qualcosa oltre che tagliarti la barba. Guarda quello che sta dicendo. È così. Rimini, ci stavo già guardando, Manuelli, amico mio. Rimini Fano 21, Arzignano 22, Imolese 23, Ravenna 27, Vispesero 28, è 15ª, quindi fuori dalla zona play-out. Di un quindi punto, Gaggioli avevo ragione io, cartellino rosso, sei anche milanista disgraziato come me, va bene. Un attimo, Alpini, dai, ti vedo già con isso. Oltre a te in Italia abbiamo trovato altri 2 tifosi del Bellaria, Andrea Ronci, che tra l'altro risiede in scrive, domanda per Giacomino, il Bellaria riuscirà a iscriversi al prossimo campionato? No. Bella domanda, io penso proprio di sì, anche se non sarà esente da quello che dicevo prima, ci sarà una riduzione dei vari budget e quindi già era a un budget molto ristretto, si punterà ancora molto più sui giovani. A Bellaria siamo abituati, quest'anno eravamo la squadra più giovane, quindi alla fine io direi che ci siamo, l'idea della società è quella di puntare sempre sui giovani, quindi il prossimo anno dovremo avere qualcosa in più confronto a altri, visto che abbiamo anche un mister Fusi è veramente un mago per quello che riguarda allenare i giovani, li fa veramente esaltare. Abbiamo visto il girone di ritorno che stava facendo il Bellaria, quindi sicuramente con un budget più ristretto, con più persone, e qui bisogna capire chi trovare che daranno il proprio contributo a livello proprio gratuito, ma soprattutto per la passione. Io penso che il Bellaria possa veramente fare il campionato di promozione. Tirami su Gaggioli, che quando è venuto ospite da noi ricordiamo che lui è un po' il jolly del Fosso Ghiaia, è ultimo, straultimo in classifica, però
in una stagione sfortunata dove si è infortunato perfino il fisioterapista e il dottore, loro si salveranno se come ha detto Mariotti. L'ho detto pure io prima, dai, le ultime non verranno retrocesse, quindi alla fine, almeno mi auguro, spero che sia la conclusione più giusta, quindi il Fossogaia rimarrà ancora il prossimo anno, vedrò ancora Alessio Bellaria. Dai, va bene. Ok, concludiamo la parentesi della promozione Marche e poi ci spostiamo nella promozione Romagna e poi in prima categoria per concludere davvero questa puntata. Siamo già a un'ora e 5, se possibile volevo fare entro un'ora e 35. Stefano, promozione Marche, chiedete se fatti questo campionato, Biagio Nazzaro davvero sono i più forti, Castelfidardo tutto secondo carta e come era previsto alla vigilia, oppure possiamo dire questo Gabice Gradara ha scombussolato un po' i piani? L'idea che mi sono fatto, il grosso divario tra la Biagio Nazzaro e le altre, diciamo, adesso ci sono 6 punti sulla seconda e 8 sulla terza, si è creato nelle ultime giornate di campionato, perché è stato un campionato molto equilibrato, anche in alto, si sono avvicendate in testa, è partito forte l'Urbino, il Castelfidardo è stato in testa anche il Gabice. Quindi è stato, secondo me, un campionato bellissimo. Probabilmente a 7 giornate dalla fine, 6 punti di vantaggio della Biagio, che chiaramente è anche la squadra con più blasone assieme all'Osimana, fanno pensare che, ecco, la Biagio Nazzaro, retrocessa l'anno scorso dall'eccellenza, andava verso la riconquista, ecco, del massimo campionato regionale. Per quanto riguarda il Gabice, oggi riguardavo un po' per curiosità alcuni dati, alcuni numeri. Paradossalmente il picco più alto che ha trovato il Gabice è stata con la vittoria di Chiaravalle nello scontro diretto del 12 gennaio. Purtroppo da lì paradossalmente è iniziata la crisi del Gabice, perché dopo la vittoria, ecco, in trasferta di Chiaravalle e la conquista del primo posto in classifica, sono arrivate 3 sconfitte consecutive, di cui 2 in casa, seguite poi dal pareggio di Urbino, 0-0 in un periodo che comunque l'Urbino era un po' in difficoltà, quindi magari un pareggio agrodolce, prima, ecco, delle ultime 2 vittorie nelle ultime 2 giornate prima della sosta. Se ci pensiamo bene, gli 8 punti di distacco tra Chiaravalle e Gabice si sono maturati proprio dopo la vittoria della squadra di Scardovi nello scontro diretto. Questo cosa significa? Significa che comunque il Gabice ha fatto, secondo me, un grande campionato. Ha dei giocatori importanti nella rosa, a partire da Celato, portiere, che secondo me è un lusso, un extra lusso per la categoria, dei giovani molto interessanti, ma anche dei giocatori comunque di categoria e forse anche qualcuno di categoria superiore, vedi magari Passeri, vedi Vaierani. Forse cos'è mancato, secondo me, al Gabice? La mancanza di un vero bomber da 10-15 gol. È vero che nella promozione di quest'anno non tante squadre nelle Marche hanno avuto l'attaccante, il Salomone della situazione, agganciandomi a quello al ragazzo che parlavate prima, perché se guardiamo la classifica Campocannonieri, non più di 3-4 giocatori hanno passato i 10 gol. Esatto. Il capocannoniere del Gabice mi sembra sia Vegliò con 6 reti, che lo stesso Vegliò non è proprio una prima punta, una bomber d'aria. Quindi magari, ecco, quel che mi viene da pensare è che, premesso della grande stagione e premesso che il Gabice, secondo me, si sarebbe giocata il secondo posto fino alla fine, e un secondo posto ti dava tanti vantaggi in ottica playoff. Però se proprio vogliamo trovare il pelo nell'uovo, forse magari un attaccante, ecco, più prolifico gli avrebbe consentito magari di vincere ancora qualche partita in più e stare più a contatto con la Biagio e giocarsela veramente nel rush finale, ecco. Senza nulla togliere a Donati, il classe 2000 del Gabice, che è molto bravo, un prodotto della Vispesaro, però è pur sempre un under, pur sempre un classe 2000 che magari ancora non ha tra virgolette la capacità, ecco, di essere un bomber da 15-20 gol, quelli che ti permettono alla fine poi di vincere i campionati.
Mi trovo d'accordo, è un po' quello che abbiamo detto noi quest'anno dentro la trasmissione, all'interno della trasmissione Calcio di Rigore. Va bene Stefano, ti lasciamo andare perché adesso aspettiamo anche l'ultimo ospite per quanto riguarda questa serata, che sarà Bartolini, l'ufficio stampa del Sala. Grazie ancora a Stefano Masi. Ciao Stefano. Grazie mille, buona serata a tutti voi. Ciao Stefano. Ciao. Abbiamo salutato anche Stefano, allora, ci siamo fatti una cultura anche di promozione marche. Alessandro, se c'è un problema tecnico, tu puoi andare un minutino, No. te lo concediamo. Non ce la fai. Direi che riusciamo ad andare avanti. No, più che altro volevamo dire che Gioli, secondo me è una classifica sbagliata, perché Ravenna è dietro. Quindi... Appunto. Però, aspetta, lo stavo guardando. Vabbè, sì, l'ho messo mezz'ora il messaggio di Alessio, infatti aspettavo che Stefano finisse per poter rispondere anche a lui e collegarmi col discorso. Ste classifiche, i tifosi del Rimini li fai notare a tutti che sono ultimi in classifica, si arrabbiano anche. Guarda che la classifica di Romagna Sport dice che il Rimini è ultimo. La classifica della Rai dice che il Rimini è ultimo, la classifica di Mediaset dice che il Rimini è ultimo, la risposta dei tifosi del Rimini è stata: no, ma tu vai a guardare Romagna Sport, no, tu vai a guardare la classifica della Rai, no, tu vai a guardare la classifica di Mediaset. Non c'è una classifica dove il Rimini sia stato messo penultimo, vi giuro, siamo ultimi purtroppo. Ma lo sai che nella mia classifica il Milan è primo in campionato in Serie A? Quanto sei patacca? Qui 1, 2, 3, 4 in questa chat. 1, 2, 3, 4, 6. No, voglio dire, se uno le classifiche se le fa da solo in casa, cioè le classifiche sono quelle, i dati sono quelli, e se Rimini è ultimo. Quanto? Comunque su 6 persone che siamo dentro questa chat siamo 5 milanisti e un bolognese. Decidete voi chi è. Chi è il bolognese? Allora l'unico estraneo lo mandiamo via, dai. Allora, se siete d'accordo, io stasera farei un attimo... Ma a me il Bologna, a dire la verità, sta simpatico, anzi, devo dire che per protesta potrei mettere anche la mascherina, però. Mi è dispiaciuto l'altro giorno di leggere di Gazzoni Frascara, che quella volta è stato veramente massacrato da un sistema che, vabbè. Sì. Chiudiamola lì. Ragazzi, farei un cambio scaletta al volo, che il bello della diretta è anche questo. Dopo faremo per ultimo la promozione Romagna. Abbiamo già Bartolini per quanto riguarda la prima categoria. Prima di metterlo in collegamento, Daltri, sei pronto? Tu che sei di quella zona lì più o meno, conosci qualcosa del Sala? Qualcosa, non moltissimo, però... Non ho capito, non conosci niente. Va bene, Daltri, non ti preoccupare. Ce lo facciamo Ti posso dare un'informazione importantissima sul Sala, lo posso dire? Guarda, c'è lì, se dici qualcosa di male, c'è lì l'ufficio stampa che ti fa, prego. Buonasera a tutti intanto. Se va bene, abita qui a 3-4 km. No, volevo dire, intanto loro hanno un centro sportivo moderno, costruito pochi anni fa, è molto bello. E soprattutto hanno una grande comodità, che esci dal centro sportivo, c'è la trattoria Il Matto dove ti fanno dei primi buonissimi. No, e me lo dice a me, io il presidente l'ho contattato, gli ho chiesto, è stato: dimmi dov'è la trattoria del Matto, non l'ho neanche invitato in trasmissione, mi confermi Giacomo? Salutiamo Daniele, il presidente. Vabbè, praticamente esci dal centro sportivo, entri dal Matto, o esci dal Matto e entri al centro sportivo, quindi praticamente. Grazie Giacomo. Io poi non c'entra niente né col Matto né con il Sala, ho anche una zia che abita lì a 2 chilometri, quindi sono una zona che conosco bene. Io penso che possiamo chiudere la trasmissione, questa è la cosa più importante. Grazie. Molto importante. Giacomo, raccontaci sulle note musicali di Roberto Daltri e sua zia, la stagione che state facendo voi, perché anche voi sgomitavate per entrare nei playoff, eravate lì e poi alla fine sul più bello il campionato si è stoppato, no? Sì, sembrava probabilmente l'anno buono, e comunque siamo sempre stati, diciamo, nelle zone nobili della classifica. E avevamo iniziato molto bene il campionato con 4 vittorie consecutive, poi abbiamo avuto un periodo un po' più difficile durante la metà più o meno del girone d'andata. Ci siamo ripresi verso la fine, abbiamo ricominciato bene il girone di ritorno,
perdendo però l'ultima partita in casa col Mondaino 1-0, e poi eccoci qua a questo stop forzato per tutto il calcio, ecco, e non solo. Dopo però sì, prego. Sembrava l'anno buono, ecco, perché comunque avevamo, diciamo, trovato una quadra generale per quanto riguarda la compattezza di spogliatoio, per quanto riguardava anche il gioco, e a detta anche di molti ci riuscivamo ad esprimere bene, abbastanza bene. Se l'anno scorso c'erano sfuggiti all'ultimo secondo, quest'anno forse erano un po' più alla portata, però come sappiamo bene le cose sono andate un po' diversamente. Dai, dopo ti faccio fare una domanda da Alpini e da altri, che li vedo preparati sul Sala, ma io invece ti stuzzico un po'. Soprattutto da altri. Sì, io ti stuzzico un po'. Sulle trattorie della zona, perché poi dopo con me sfondiamo una porta aperta, possiamo andare avanti tutta la notte. Potremmo parlare della gnaffa, dei due ponti, vabbè, dai. Di tutto. Bello. Giacomo, senti, ma comunque ti faccio questa domanda, a parte gli scherzi. Entrando nei playoff, secondo te adesso obiettivamente, vedendo tutte le altre compagini del torneo, torto in questo momento il Granata, che tra l'altro sono anche i vostri cugini, e poi darò anche una statistica del Sala, nei playoff potevate scamparla e, perché no, culminare il sogno andando in promozione? Secondo me ce la saremmo potuta giocare, ecco, perché abbiamo giocato appunto l'intero girone d'andata e qualche partita del girone di ritorno. Non ho visto squadre nettamente superiori al Sala. Anche lo stesso Granata, che è stato primo in classifica per praticamente tutto il campionato, è una gran bella squadra, ha un grande gruppo, conosco anche molti giocatori del Granata, però le 3 volte che ci siamo affrontati, una in Coppa e 2 volte in campionato, non mi sono sembrati così più forti di noi, ecco. E lo stesso Spontriciolo, che ha vinto da noi 3-2, però è stata una partita molto equilibrata. Tra l'altro perdavamo 3-0 e a un quarto d'ora dalla fine stava ancora 3-0, stavamo quasi per pareggiarla, abbiamo preso un palo alla fine, proprio all'ultimo secondo. E quindi secondo me, ecco, ce la potevamo giocare, però sappiamo bene che i playoff sono sempre un po' un campionato a parte, bisogna vedere come le squadre ci arrivano e in che condizioni fisiche, ma soprattutto mentali. Quindi parlare adesso di eventuali playoff sarebbe stato prematuro, però secondo me ci saremmo giocati le nostre carte, ecco. Do 2 statistiche importanti da altri e Alpini, che voi tanto non sapete perché non conoscete nulla, siete 2 infami, che Giacomo me lo confermerà. In campionato, quantomeno perché non so in Coppa, il Sala è stata la bestia nera del Granata, perché è uscito sempre imbattuto nei 2 confronti in campionato, dove all'andata ha pareggiato e al ritorno, se non sbaglio, avete vinto 2-1, vero? All'andata abbiamo vinto 2-1 a Cesenatico col Granata e pareggiato in casa 0-0. Sì, è Daniele. L'inverso, diciamo. Daniele. E in Coppa quanto è finita? In Coppa abbiamo vinto 3-2 all'ultimo secondo, sempre a Cesenatico. Il gesto dell'ombrello a Mariotti e a Marzocchi in diretta, però ci ho preso. Senti Alpini, e tu che li hai seguiti, che sei stato ufficializzato da loro come cameraman per la prossima, soprattutto perché rispetto a Pietracuta hai ripreso i loro gol in casa, volevo chiederti se è una domanda per il nostro Giacomo. Beh, una domanda. Io penso che abbia fatto già un quadro generale, soprattutto vista playoff, perché era in dubbio che a mio avviso i playoff venissero giocati da queste squadre, quelle che abbiamo appena citato, quindi Spontriciolo, Verucchio, Sala, Asar e Granata. Dopo una sicuramente sarebbe stata quella che andava a vincere questo campionato, però gli altri penso che se la potevano giocare tranquillamente. È vero che c'è anche il Mondaino e la Stella che avevano gli stessi punti, ma forse queste sono quelle che hanno dimostrato forse qualcosa in più fino al campionato, fino a quando si è giocato.
A Giacomo volevo chiedere se a suo avviso il Granata era quella squadra che, visto che adesso si è concluso col primo posto in classifica, era quella candidata a vincere questo campionato, o se la rivelazione Spontriciolo con questo super attacco l'avrebbe spuntata. Questa è la domanda che volevo chiedere. Quale delle due vedeva più per la vittoria finale? Secondo me alla fine l'avrebbe scampata il Granata, ma perché secondo me ha portato avanti dall'inizio del campionato molto più equilibrio. Mi sembra che sia la miglior difesa e a parer mio chi ha la miglior difesa al 90% vince i campionati. A differenza dello Spontriciolo, che è una macchina da gol invece, come ho detto appunto portava avanti maggiore equilibrio e le partite erano sempre molto combattute, però in un modo o nell'altro riusciva sempre a portare a casa dei punti importanti anche all'ultimo minuto. Secondo me un esempio emblematico è stato anche la partita, una delle ultime che si è giocata in casa da noi, appunto quella che è terminata 0-0, una partita equilibrata davanti a tantissima gente, e c'è stato, diciamo, concesso un rigore molto molto discusso all'ultimo minuto che non siamo riusciti a trasformare, e delle volte questi sono anche segnali comunque lungo l'arco di un campionato, perché comunque, come ho già detto, non solo con noi è successo, ma il Granata tante volte è riuscito a portare a casa dei punti importanti proprio in zona Cesarini, ecco. Quindi secondo me avrebbe avuto molte possibilità di vincerla il campionato. Allora, se riprendono i campionati, regala i nostri punti a Sala per farli salire di categoria. Alessio Gaggioli che rappresenta il Fosso a Giacomo Bartolini, quindi ai vostri punti devi aggiungere i più 13 di Alessio. Ok. E poi ti saluta Riccardo Tei che dice, eccolo qui, Giacomo Bartolini, sei il numero 1, forza Sala. Mitico Tei, un grande tifoso della Polisportiva Sala. Dalti, concludiamo questa parentesi sulla prima categoria. Tu lo scorso anno come hai vissuto la finale spareggio per salire in promozione tra Santermette e Granata? Allora ti chiedo, in base anche a quello che ha detto Giacomo ha riconosciuto onestamente la forza di Granata, secondo lui alla domanda di Alpini l'avrebbe spuntata sullo Spontriciolo. Ti chiedo Roberto se per l'appunto, visto che qui giochiamo nella tua zona, nel Cesenate, c'è stata questa crescita effettiva delle squadre cesenate, perché troviamo in questo girone il Sala tra i primissimi posti, Granata primi in classifica, poi troviamo anche il San Vittore, chi più ne ha più ne mette, insomma. Sì, poi la crescita del Sala è da sottolineare ancora di più, perché non è una società che viene da una storia di 20 o 30 anni, è una società che è nata pochi anni fa e che ha fatto sempre passi comunque in avanti. Cioè evidentemente loro si erano dati un programma, immagino, e quindi stanno facendo una crescita costante, mi pare. Per cui mi sembra che si possa sottolineare. Per quello che riguarda il Granata, io mi ricordo l'anno scorso appunto siamo andati a vedere quello spareggio con il Santermette, una domenica di maggio con una pioggia, vabbè, esatto, incredibile, lasciamo stare quello. Però io mi ricordo che il Granata alla fine naturalmente è molto amareggiato, perché quando perdi uno spareggio è impossibile non essere amareggiati, però loro lo dicevano a mezza bocca, a voce bassa, però lo dicevano che la voglia era già quella di riprovarci, quindi io credo che anzi proprio l'amarezza e il dispiacere di quello spareggio gli abbia dato forse anche una spinta in più per ripartire. Cioè, quando perdi così, la voglia è quella di dire l'anno prossimo ci riproviamo, insomma. Quindi mi sembra che ci stia. Faccio una piccolissima osservazione a Giacomo, quando ha detto che prima hanno avuto un rigore all'ultimo minuto, l'hanno sbagliato. Se l'avesse tirato Massimo Bartolini, il loro allenatore, con il sinistro che ha, non avrebbe fatto gol, avrebbe spaccato la porta. Perché molto a suo tempo, quando tirava le punizioni, ti dico, i portieri quasi avevano paura, perché avevano un sinistro che era una cosa micidiale. Ah, lo so bene.
Giacomo, ti faccio una domanda, visto che stasera si è parlato di ripescaggio e poi ti salutiamo. Se ci dovesse essere la possibilità di salire sia dal verdetto del campo che attraverso i ripescaggi per i sali in promozione, ci sono le strutture, ci sono le possibilità per poter fare la promozione a sala? Per quanto riguarda la struttura, penso di sì, perché come ha detto Roberto prima, la nostra struttura è invidiabile da queste parti. Per quanto riguarda poi l'organico, sia a livello societario sia a livello dei giocatori, ovviamente dopo bisognerebbe un attimino ricorrere ai ripari, soprattutto per quanto riguarda i giovani, perché noi non abbiamo un settore giovanile e dalla promozione in su c'è l'obbligo dei 3 giocatori da schierare under, se non sbaglio, e quindi lì ovviamente bisognerebbe andare sul mercato e cercare di farsi trovare pronti, ovviamente. È ovvio che è un discorso un po' prematuro, data l'emergenza, data la situazione molto, molto nebbiosa generale, ecco. Però non escludiamo eventualmente che se ci dovesse arrivare una lettera d'invito per iscriverci alla promozione, ecco, non la escluderemo a prescindere. Poi, come settore giovanile ti servono top player, abbiamo d'altri, Manueli, Mariotti, Marzocchi e Alpini, meglio di così? No, dov'è il problema? Siamo a cavallo. Volevo dire una cosa sulla struttura che non ha detto Giacomo, la dico io. C'è la fila delle squadre che chiedono alla sala di potersi andare ad allenare sui loro campi, A fine marzo, se non fosse stato per il coronavirus, sarebbe venuta l'Albania di Edi Reia, che avrebbe giocato a San Marino un amichevole contro la nazionale sammarinese. Avrebbe fatto anche molte società locali vi chiedono di poter venire lì ad allenarsi, no? Sì, assolutamente. Quindi allora se ci sono i presupposti, ci sono. L'Albania per fare un esempio fresco, diciamo, perché sarebbero venuti a fine marzo, poi è successo quel che è successo e ovviamente non se n'è fatto più niente. Poi lì ci sono gli strozzapreti. Mazzotti Filippo top player, bisogna valutare di nuovo questo giocatore. E poi ci saluta anche Andrea Cantoni, tecnico presidente del Granata. Ciao Andrea, milanista come noi. Saluto sia Naldini che Andrea, il presidente del Granata. Sì, e poi Giacomo mi confermi, sei anche tu milanista, vero? Io direi proprio di no. Io sono... No. Con quel nome non puoi fare un'altra squadra, Giacomo. Se dico le squadre che tifo, mi sa che non mi ospitate più, quindi... No, non ti ospitiamo più. Meglio che dire niente. Non dico niente. Vabbè, Juventino, dai. Abbiamo capito. Per favore, nessuna offesa. Assolutamente Juventino. Allora interista, dai, interista. Simpatizzante interista, ma io sono del Cesena, perché d'altronde qua... Noi Sport Up, devi sapere, Sport Up, pur avendo la trasmissione dei Rimini Calcio, siamo molto obiettivi, facciamo arrabbiare gli stessi tifosi del Rimini, però ti sto dicendo appunto, se segui la pagina di Sport Up, la giorno insieme al nostro Matteo c'è stata una diatriba perché ho scritto che il Rimini è ultimo in classifica, attestato anche da Mirko Mariotti e Walter Marzocchi che curano le classifiche di Romagna Sport, mi hanno detto no, tu guardi altre classifiche sbagliate, siamo ultimi insomma, no? Piacerebbe anche a me che il Milan fosse primo in Serie A, però non è così e quindi va bene, dai. Beh, quando l'ho detto io prima hai detto che ho detto una stupidata, adesso lo ripeti tu. Ma se lo dici tu, sì, se lo dici Daniele. Vabbè, ho capito, vabbè. Dai Roberto che ti regalo una cena con Corin, prego Alpini, prego. Portami dal matto per gli strozzapreti del matto che va bene lì. E viene anche Giacomo. Molto volentieri. No, tutti e due Giacomo, tutti e due. Sì, io vi invito a tutti. Anche noi vorremmo venire. Anche noi vorremmo venire. Tutti. Totale 7. Più il conduttore siamo 7, non vi preoccupate, io vi invito a tutti, però pago con la carta di credito di Giacomo Alpini, quello è poco. Va bene, Emanuele. Va bene. Allora scusate, Alpini, cosa vuoi dire? Prima sono caduto con la connessione e quindi non ho finito la domanda perché... C'è dato a lavare i piatti in realtà. No. Salutiamo anche Emiliano Vitiello che è di un'altra compagine lì vicino alla loro, del Villaggio.
Villa Marina. Saluto Emiliano. Villa Marina che abbiamo seguito anche in questa stagione. Prego Alpini. Allora, quindi volevo concludere la domanda. Mi ha fatto molto piacere quello che ha detto Roberto, perché effettivamente la struttura del Sala è veramente notevole e ha fatto notare quella che molte squadre professionistiche lo chiedono, e questo è da mettere in risalto. Però la domanda che volevo chiedere era, va bene, per la promozione mi ha già risposto, però per un eventuale playoff, qual è la squadra che non avresti mai voluto incontrare, quella che veramente dà più fastidio al Sala o che vi ha dato più fastidio? Se devo essere sincero, la squadra che mi ha stupito più di tutte è stata la Stella. È una squadra che secondo me gioca in maniera molto simile alla nostra, in maniera propositiva, cercando di tenere la palla a terra, cercando appunto dei buoni fraseggi, e mi ha stupito in maniera molto positiva. E abbiamo fatto 1-1 in casa, eravamo passati in vantaggio, poi ci hanno recuperato sul finale, però se devo essere sincero appunto è una squadra che mi è piaciuta molto e non mi ricordo se era dentro, diciamo, la griglia dei playoff in quel momento, nell'ultimo momento, okay. Comunque esatto, era nel giro playoff. E se devo essere sincero l'avrei evitata volentieri. Poi anche lo stesso Verrucchio, che è una corazzata, è una società storica per la prima categoria, però la Stella mi è piaciuta molto, sì. Poi l'ultima cosa, nei social siete molto attivi, soprattutto ai saluti ai vostri sponsor, ai vostri amici, collaboratori. Questo è un bel gesto visto il momento. Volevi dire qualcosa? Assolutamente sì, per noi sono, diciamo, in un certo senso la salvezza e sono il simbolo della sopravvivenza di società piccole come la nostra, perché se 5 anni fa facevamo solamente il centro sportivo e poi nell'arco appunto di questi 5 anni ci siamo ritrovati nelle zone nobili della prima categoria, è ovviamente grazie alla passione di gente che sta al campo, di giocatori e di un gruppo importante come il nostro, ma soprattutto grazie alle attività del posto e alla passione degli amici che decidono di darci una mano, e speriamo vivamente che rimangano con noi anche negli anni a venire per tanto tempo, perché per noi sono veramente fondamentali, a dir poco. Allora, Riccardo Tei ti scrive: settore giovanile del Sala, ci sono dei giovani forti nella squadra del CSI allenati da un bravo mister. Li salutiamo anche Riccardo. Assolutamente. Anzi, saluto la squadra degli amatori, nella quale gioco anch'io, sempre lì a Sala, perché abbiamo sia una squadra di prima categoria, sia una squadra di centro sportivo che abbiamo voluto mantenere. Tra l'altro quest'anno eravamo primi in classifica, potevamo andare in eccellenza del centro sportivo, ma hanno bloccato tutto. E vediamo come va a finire anche per gli amatori, perché non scordiamoci, ci sono anche loro, sono anche gli amatori. Pensa positivo che il prossimo anno nella tua squadra puoi tesserare il tuo amico lì vicino, Giacomo Alpini, che tutti i venerdì gli faccio la mutandina quando giochiamo a calcetto. Fantastico. Vai. Allora salutiamo Emiliano Vitiello, un saluto da parte tua, e Andrea Cantoni, presidente del Granata, che ti hanno scritto durante questa diretta. Ti mostriamo ovviamente anche i loro messaggi, semplicemente saluti, eccoli qui a tutti, se riesco a metterli, eccolo. Ciao anche ad Andrea. Allora, Giacomo, speriamo di vedere altri derby, se qualora dovessero essere stoppati i campionati senza nessuna risoluzione anche nella prossima stagione, tanti come ci ricordava Roberto D'Altri. Dai, è un bel campionato, è sempre equilibrato, negli ultimi piacere raccontarlo. La prima categoria è salito molto a livello tecnico, secondo me. Sì, sono assolutamente d'accordo. Ci sono state delle partite belle, divertenti, con tanto pubblico, e speriamo di rivederle presto. Allora, sì, adesso questa sera abbiamo ribaltato un po' la scaletta, anche il bello della diretta. Dopo la prima categoria andremo a parlare anche della tua promozione marchigiana e anche del tuo Sant'Ermete questa sera. E Giacomo, che mi rimane da dire? Cambia squadra, sia quella bianconera che quella nerazzurra, opta per i colori. Me lo dicono in tanti. No, quella bianconera ci sta, è il bianconero giusto. Bartolini, se tifi bianconero puoi diventare come Alpini, se tifi rossonero puoi diventare come d'altri.
Non so come ti convenga di più, vedi tu. Sono tra due fuochi, sono. Bravo. Va bene, Giacomo, ti lasciamo andare così noi puntata parlando di promozione marchigiana e promozione romagnola. Grazie ancora, Giacomo. Grazie mille a voi, Ciao. buon proseguimento Ciao. e Ciao. speriamo di vederci presto. Ciao, grazie. Ciao, Giacomo. Ciao. Allora, ragazzi, come ci scrive Andrea Tiraferri, che è impaziente, vorrebbe la Jenny al posto di Alpini, ma la Jenny non ce la facciamo a venire a Nuova Pista, anche perché dobbiamo stare a 2 metri di sta. Chi? Anch'io voglio la Jenny al posto di Alpini. Anch'io. Ma quello non c'è un'unanimità, quindi. Anche la Corin per darti. Io sono disposto a sacrificarmi, se volete chiamare al posto mio Jenny la prossima volta. Io vi guardo. No, ci sta. È una presenza femminile, ci No, vuole no, sempre. Roberto vorrebbe la Cori, io lo so. Comunque, come presenza femminile c'è Mariotti, quindi siamo a posto così. Che pareva, diceva, la cagata delle 22:44. Dai, ragazzi, teniamo seri che la gente... Gambettola è molto in campagna, ma da noi le donne sono fatte in un altro modo. Noi siamo molto provinciali, però da noi le donne, insomma, dai. Hanno un'altra sembianza, diciamo così, via. Ricomponiamoci il nucleo storico, che siamo in missione, abbiamo circa 10 minuti per parlare anche di promozione romana e poi salutiamo tutti. Marzocchi, iniziamo da te, top e flop della promozione romana a girone D. Chi promuoviamo, se vuoi fare anche qualche nome interessante? Ma, parlando del girone D, è chiaro che guardando chiaramente la classifica attuale, perché noi poi è chiaro che ci dobbiamo basare sulla classifica attuale, no? Fondamentalmente, quindi diamo così per scontato che i campionati non ripartiranno. Penso che questo sia abbastanza ovvio. È chiaro che guardando chiaramente la promozione D, girone D Romagnola, non nominare il Russi in questo caso sembra abbastanza assurdo. Peraltro nella zona per la zona playoff c'erano 5 squadre, se non sbaglio, coinvolte in appena 3 punti. Adesso vado un po' a memoria, quindi sarebbe anche stato molto interessante vedere lo sviluppo di questo girone, come anche per la zona retrocessione, dove se non vado errato c'erano 2 squadre un po' staccate, però c'era una grande lotta per i play-out, perché c'erano 4 squadre in 2 punti, quindi è veramente un peccato fermare questo girone, perché a parte il Russi, che si è dimostrato essere una squadra nettamente superiore rispetto alle altre, per il resto c'era un grande equilibrio sia per la lotta playoff che per la zona playout, quindi diventa veramente complicato e peccato, mi dispiace molto. Mirko, allora apro la parentesi questa sera. Domani sarà possibile, lo dico a tutti i nostri spettatori, scaricare dalla pagina di Calcio di Rigore la seconda uscita del magazine Calcio di Rigore, e tu, Mirko, hai fatto un articolo, questo lo possiamo dire, relativo al San Pietro in Vincoli. Oltre al San Pietro in Vincoli ti chiedo i tuoi top e flop a livello di formazione di questo campionato, e se vuoi segnalare nomi interessanti che si sono visti fino a 3/4 della stagione, purtroppo. Ma a parte il Russi, che è top in tutti i sensi, del San Pietro in Vincoli, che escludo, perché comunque ho fatto, a parte l'articolo, ma comunque ha dimostrato, soprattutto nell'ultima fase di stagione, con 13 punti su 15, di essersi buttata al secondo posto. Peccato, perché insomma era forse la squadra più in forma in quel momento, forse l'unica, anche se aveva già perso entrambi gli scontri diretti con Russi, che forse aveva la capacità di poterla rincorrere. Io rimango della mia idea che il Pietracuta sicuramente, nonostante l'ultima flessione finale, ha fatto sicuramente un'ottima stagione, e il flop dei flop credo sia il Cervia, perché per quello, per i nomi, per quello che comunque si presupponeva, onestamente è stato un campionato che forse fallimentare, non voglio esagerare, però sicuramente molto al di sotto delle aspettative. Sarebbe stato fallimentare se fosse stato in zona playout. Diciamo che questo però è stato anche un girone molto molto competitivo quest'anno a confronto agli altri anni, è stato un bel campionato, con i Russi leggermente superiore, anche perché insomma quando hai Bomber Salomone che ha già fatto i gol che ha fatto l'anno scorso da Alfonsine in 24 partite, insomma io credo che sono... Come? Gol e assist, perché ne ha fatti tanti, ha fatto anche tanti di quelli, quindi
è un Io l'ho giocatore sempre che detto. sicuramente sposta. E non L'ho ha mai sempre fatto la detto, promozione, perché non l'ha mai fatta. mi associo alla tua tesi, perché quando abbiamo avuto modo di riprenderlo anche con Giacomo, ha vinto da solo praticamente la partita a Secchiano contro il Nova Feltria e a Pietracuta contro il Pietracuta. Un signor giocatore. Vengo da te, una tematica l'ha tirata fuori adesso dal suo discorso Mirko. Il Cervi ha annunciato oggi tramite che rimanderà ovviamente i festeggiamenti del centenario, però è stato un po' brutto secondo me festeggiare il centenario, come diceva Mirko, in questa maniera qui. Si è partiti con un entusiasmo, poi a un certo punto si è bloccato tutti, si è visto Bondi fare di tutto a Cervia, e non lo so, tu come la vedi la situazione anche per il futuro? E qui rimango anche a casa tua dicendoti: il Gambetto il prossimo anno cosa farà? Ah, stavi parlando con me? Sì. Allora, In questo momento sei unificate come vedi tu. no, è che mi arriva la voce un po' a scatti. Comunque, ascolta, sul Cervia ti dico questo. Tra l'altro mi avevano invitato lo scorso anno alla serata di presentazione, ci sono stato, anche una serata molto piacevole. Effettivamente il Cervia è un po' una delusione, anche perché lo aveva detto Bondi che oggi del Cervia è l'anima, il corpo, il cervello, è tutto Bondi per il Cervia, perché lo sta portando avanti lui di fatto, bisogna dirlo. E loro lo avevano detto molto chiaramente, avevano perso lo spareggio l'anno prima e loro ci volevano provare ad arrivare almeno in zona playoff. Poi purtroppo con Malandri le cose non sono andate bene, Malandri è stato esonerato dopo poche giornate. La squadra dopo Malandri, se vi ricordate, per un mese e mezzo, 2, ha fatto grandi risultati e poi però a un certo punto si è inchiodata e non è più riuscita a trovare una continuità, anzi ha perso molti punti, quindi io credo che il Cervi effettivamente sia, se non la vogliamo chiamare una delusione, comunque una squadra che è andata parecchio sotto le aspettative. Allora, mi hai fatto una domanda sul Gambettola, io non so se abbiamo tempo fino a domani alle 11, no, fino a che ora? No, fai 30 secondi che sennò ci addormentiamo qui in diretta, vai. No, adesso cosa farà il prossimo anno il Gambettola, io non è che non lo voglio dire, obiettivamente non lo so. Anche il Gambettola era partito con una certa idea, che era quella di provare a restare nelle prime 6-7 del campionato. Poi purtroppo a dicembre la società ha dovuto svoltare per forza, è stata una scelta obbligata, lasciando andare molti dei giocatori più esperti e i risultati si sono visti. Se tu mi chiedi cosa sarà la prossima annata, non ti so rispondere. Non ti so rispondere perché so che loro stanno riflettendo su cosa fare, cosa non fare. Fra l'altro a Gambettola ci sono 2 società e quindi la cosa logica sarebbe fonderle, perché Gambettola 2 società secondo me non se le può permettere. Non lo so se stiano ragionando sulla fusione veramente, perché qualche voce l'avevo sentita, ma non so se ci stanno ragionando. Quindi se ti devo rispondere oggi ti dico che il futuro non è molto chiaro. Poi aspettiamo. Allora, andiamo su Alpini, non mi parlare del Bellaria perché stasera non me ne frega niente del Bellaria. Arriviamo al dunque con te, perché le altre sere abbiamo fatto 3-4 puntate fino adesso, siamo stati molto bravi negli studi televisivi di Telerimini, di 7 Gold, a dirlo sempre in ogni puntata, ad essere attenti. Sul web siamo stati meno attenti. Mi associo a quello che hanno detto Alessandro e Mirko, ok Russi, ok San Pietro in Vincoli, però cartellino giallo a te che sei opinionista qui della zona e anche a me come conduttore, perché non te l'ho ricordato, ci sono 2 realtà qui nel nostro circondario in promozione che stanno facendo benissimo e bisogna stringere la mano: Torconca e Misano. Allora, addentriamoci un po' in queste 2 realtà, raccontiamone un po' l'idea che ti sei fatto tu di queste formazioni e approfittiamone anche per fare i complimenti. Prego Alpini. Sì, io i complimenti più grossi li farei alla Vis Misano. Vis Misano, a mio avviso, aveva uno dei miglior giochi che ho visto della categoria e non aveva dei nomi di eccellenza, cioè, mi spiego meglio, non aveva una rosa
che tutti dicevano, ah sì, con quella rosa è normale arrivare a quei livelli. Invece è riuscito tramite il gioco e un gioco collettivo a arrivare, e se non sbaglio in questo momento, quando si è fermato il campionato, era in zona playoff, anche se mi sembra a pari punti col Pietracuta, però era sicuramente nella zona del playoff. Il Torconca ha anche dei giocatori di qualità, quindi gran campionato, è sempre a ridosso, agli stessi punti del San Pietro in Vincoli quando si è fermato tutto il campionato, ma sicuramente è stata una delle squadre più forti e che si è messa in evidenza di questo girone. Quindi i complimenti vanno a entrambi, anche se io li farei un po' più grossi per quello che riguarda il Vis Misano. Senti, ti lascio con una dichiarazione che ci ha appunto rilasciato, lo vedrai nell'articolo di domani del magazine di calcio di rigore, Fregnani, dove abbiamo presentato il Pietracuta, e Fregnani ha detto: peccato perché stavamo facendo una bella stagione, a mio modo di vedere ci sono mancati quei punti in casa contro il San Pietro in Vincoli e Russi, dove siamo usciti sconfitti, adesso non mi ricordo se hanno perso tutte e due le partite tra andata e ritorno. E soprattutto mi ha detto la cosa più forte, secondo me, la penalità che ci ha un po' caratterizzato in queste sfide con le formazioni di alta quota, è stata in certi versi, in certi frangenti, la mancanza di personalità. Tu hai visto per ultimo, di noi di calcio di rigore, il Pietracuta vivo contro il tuo Bellaria, e ti volevo chiedere se per l'appunto fossi d'accordo con l'affermazione di mister Fregnani. Sì, io del Pietracuta mi sono sempre domandato una cosa: se noi andiamo a analizzare il campionato che stava facendo, se non sbaglio aveva raccolto più punti fuori casa che in casa, c'era la differenza di 5 o 6 punti, adesso non ricordo esattamente, e questo mi ha sempre portato a pensare che gran campionato sì, però riusciva a sfruttare più il fattore esterno, in quanto magari non doveva cercare di fare la partita, di cercare il gioco e dominare il gioco fin dall'inizio. Giocando in casa si ha sempre quell'ardore di giocare col pubblico amico e quindi fare la partita e vincerla. Invece in trasferta magari si riesce anche ad aspettare l'altra formazione e colpirla magari in rimessa. Il Pietracuta, a mio avviso, come dice mister Fregnani, mancava qualcosina, ma io penso che possa essere più che soddisfatto del campionato, in quanto è in piena zona playoff, e quindi all'inizio del campionato sicuramente non si aspettava di arrivare così in alto. Allora, ci saluta il presidente del Sala, che ci dice: visto che del Sala ha parlato più che bene Giacomo Bartolini, io volevo rinnovare l'invito a pranzo dal matto, ma è l'ultima occasione. Noi, presidente, ci siamo autoinvitati tutti con Giacomo, Marzocchi e Mariotti, confermiamo. Per libero. Ragazzi, no, dico, se non potete venire ci penso io per voi, non c'è problema. Tranquillo, invece di andarci in 7 ci va lui 7 volte. No, ma siccome voi siete molto impegnati, ci vado io, non c'è problema, non c'è problema. Vado io. Allora, ragazzi, vado io. Salutiamo anche Zandoli, però andiamo a salutare anche Matteo Zampini. Le pagine che i capelli, non vedo neanche la faccia. Matteo, fatti vedere per un saluto, non sparare, mi raccomando, fesserie. Zampini, mamma mia, come sei bello stasera. Accendi la luce, va. Ciao Zampini. Ciao a tutti. Ciao. Cavolo, ciao, è bellissimo. No, ma è pettinato, vedo che stai bene, rimani così. Vuoi salutare Mirko? Vuoi salutare Marzocchi? Ciao Matteo. Mirko, che sei un amante di Mirko o di Giacomo? Certo. Salutali, puoi salutarli, siamo in diretta. Ciao Matteo. Ciao. Ciao Matteo, grazie per il tuo intervento. Grazie Matteo, ti puoi anche scavare, grazie. Rimani lì che per i saluti finali ti faccio fare anche a te. Allora, veramente, a parte gli scherzi, ragazzi, stasera siamo stati un pochino più seri rispetto all'ultima puntata, ma secondo me ci dovevamo ricordare anche di dire parecchie cose. Non è che ci siano arrivati dei suggerimenti o altro. Allora, partiamo dal primo fatto.
prima di ringraziarvi tutti. Domani mattina nella pagina di Sport Up Rimini, grazie anche al nostro Matteo, uscirà il link per scaricare il magazine dedicato a Rimini Calcio. Quindi saranno 12 pagine tutte da leggere, intervista anche a Yolanda De Rienzo, quella è la cosa più bella perché mi sono divertito a conoscere anche una bella ragazza. Non avevo dubbi, certo. Mi sono sacrificato per voi del calcio locale e del Rimini Calcio. Grazie. Poi nella pagina calcio di rigore, sempre curata dal nostro Matteo, troverete il link della rivista, scaricabile già dalle prime ore di domani mattina, dove troverete l'articolo di Mirko dedicato al San Pietro in Vincoli, quello di Alessandro a Medicina e Corticella, quello di Giacomo dedicato a niente perché Giacomo non sa niente, quello di Dalti dedicato al Diego, scherzo Giacomo, e quello e Matteo che vi girerà il link. Allora, a parte gli scherzi, Giacomo, come sempre io parto da te, grazie amico mio, ce l'abbiamo fatta anche stasera. Sì, ce l'abbiamo fatta alla grande, grazie e ciao a tutti. Grazie anche a te. Roberto Dalti, da quando mi conosci stai mangiando la pizza tutte le sere gratis, hai ricevuto già 5-6 inviti dal Matto e in più hai ricevuto un regolamento da Corin. Meglio di così? Non posso chiedere niente. Ha imparato anche a collegarsi, quindi va bene. Domani vi mando le foto degli strozzapreti. Bravo. E ricordiamo che nel magazine di calcio di rigore c'è anche il tuo articolo su Roberto, tutto da leggere. Bravo, grazie Roby, grazie mille. Ale, buonanotte. Come sempre. Ciao Roby. Ale, come sempre Alessandro Marzocchi, giornalista, un grande amico, tifoso del Milan, disgraziato come me, con il Gallardetto di Vicenza dietro lo sfondo. E poi non sapete quale ci aveva messo prima. Bravo Mirko, bravo Mirko. Torneremo grandi. Ale, grazie ancora di tutto, so che tu hai un problema da circa un'oretta, ma adesso potrai liberarti. Grazie mille, grazie a voi. Si deve connettere. Marzocchi si deve connettere. Scusami, quando esci lì dietro di te a destra trovi la porta per andare in bagno. Salutiamo anche Mirko Mariotti. Grazie Mirko, grazie ancora. Ciao a tutti. E non ti arrabbiare, che quando ti arrabbi sei uno spettacolo. Solo perché hai visto quello che è successo l'altra sera? C'è uno spettacolo quando te l'avevo mai visto. Secondo me Alessandro non lo sa, o l'hanno informato, non lo sa. Voglio vedere perché è uno spettacolo. Va bene. Io non l'ho visto, Matteo, grazie anche a te. Matteo, grazie anche a te per la pagina che curi. Grazie ancora. Va bene, noi ci rivediamo giovedì prossimo, ragazzi, alle ore 21. Grazie ancora e buonanotte. Abbiamo anche già l'ospite da Bologna, anzi gli ospiti. Ciao. Bravi. Ciao a tutti. Ciao. Starter Green dal 2000 è la tua squadra del cuore. Hai fretta? Vuoi risolvere i tuoi problemi con manto erboso e non solo? Affrettati ad entrare in campo. Entra in azione e scegli i prodotti Starter Green. Starter Green, la cura migliore per garden, vivai, aziende agricole, giardinieri, manutentori, manti erbosi e per le piante fiorite da orto e da giardino. Inoltre, Starter Green vi presenta il nostro prodotto top, Starter Tricco K. E ci trovate anche su internet startergreen.it. Auna Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Alca Servizi è specializzato nell'outsourcing qualificato della funzione logistica, nel servizio di facchinaggio, di trasporto, di produzione, ricerca del personale e pulizie civili e industriali. Noi di Alca Servizi offriamo ai nostri clienti gli strumenti per beneficiare di una maggiore flessibilità e una significativa ottimizzazione nella struttura dei costi aziendali. Per maggiori informazioni consulta il sito alcaservizi.com.
Alca Servizi, la tua fiducia è nelle nostre mani. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbota è il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Ciao, sono il dottor Matteo Lazzarini. Vuoi tornare a sorridere in 24 ore? Con gli impianti a carico immediato, se il caso lo permette, potrai tornare a sorridere in un giorno solo. Vieni a trovarci, ti cureremo con le più moderne tecnologie, la TAC 3D, il microscopio di laser per la cura della piorrea, lo scanner intraorale per le impronte senza pasta. E allora, non andare all'estero a curarti, scegli i medici italiani, scegli noi, vieni a trovarci. A San Leo vi aspettano i prodotti esclusivi del territorio, come le carni e i salumi del Grigione, saporiti, particolari e soprattutto sani. I nostri prodotti non sono industriali, ma arrivano direttamente dalle nostre campagne. I nostri grigioni sono seguiti secondo gli standard biologici, curati con metodi naturali e alimentati con cereali prodotti in azienda, in modo da rendere i prodotti unici e indimenticabili. Di qualità superiore, come i nostri prosciutti etichettati con numero progressivo stampato a fuoco. Il Grigione, perché il Grigione è una scoperta dell'antico. Con noi più sapori sulla tavola. Parola di Giuseppe Gabrielli. IGF Forni Italia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari, forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarni, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di San Leo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 3453. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto.